buongiorno, si avvicini al tavolo in piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Guardi pubblico ministero che sul tavolo della teste sono rimasti dei documenti che deve riprendere. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Si accomodi. Dalle sue generalità. Mi chiamo Giorgia Iafrate, sono nata il 15/4/80 ad Alatri in provincia di Frosinone e sono residente a Milano in via Donizetti. Ed è in servizio? Sono in servizio presso la squadra mobile di Milano, sesta sezione della questura di Milano. È riuscito ad annotare tutto. Prego, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Dottoressa Iafrate, buongiorno. Buongiorno. Nel maggio 2010 lei dove prestava servizio? Prestavo servizio presso l'ufficio prevenzione generale della questura di Milano. Da quanto tempo aveva preso servizio? E sono stata assegnata i primi giorni di maggio, mi pare intorno al 10 maggio. Ma rispetto all'entrata in polizia? E sono uscita dal corso, dalla scuola, da marzo 2010, ho fatto un primo periodo di tirocinio presso l'ufficio prevenzione generale, non in quel turno che poi però mi ha visto come funzionaria, insomma, addetta, e ho fatto un mese e mezzo lì di tirocinio e poi mi hanno assegnata definitivamente al quarto turno a maggio 2010. Quindi era di primissima nomina? Sì. Allora, illustri sinteticamente al Tribunale qual era la sua funzione alla data del 27 maggio 2010, cioè quale funzione svolgeva presso la questura? Sì, io ero funzionario addetto responsabile del quarto turno e mi occupavo sostanzialmente di effettuare il turno serale. Il turno serale inizia alle 19 e termina per terminare alle 24. Iniziamo solitamente un'ora prima e finiamo poi, ovviamente dipende dalle esigenze, però comunque 18-24 tendenzialmente. Funzionario responsabile del quarto turno, quindi mi occupavo sostanzialmente di gestire e coordinare le volanti sul territorio, volanti sia della questura che del commissariato, quindi le cosiddette bis, e di gestire eventuali situazioni di necessità relative all'ordine pubblico che solitamente di sera vengono gestite dal funzionario responsabile perché manca la figura del capo di gabinetto che appunto è l'organo deputato, l'ufficio dedicato ad occuparsi delle problematiche di ordine pubblico. Però sostanzialmente il mio compito è quello di coordinare gli interventi che vengono gestiti sul territorio. Dalle volanti? Dalle volanti, sì. Anche dei presidi territoriali, quindi dei commissariati? Assolutamente sì, non di tutti i commissariati, ci sono commissariati che mettono a disposizione le volanti e commissariati che non le mettono a disposizione, però solitamente se le mettono a disposizione vengono coordinate da noi. Il turno di notte ha qualche peculiarità, qualche specificità rispetto al turno di giorno? Che lei è serale questo, serale, non è sì. notturno, no, viene svolta la stessa attività, soltanto che le problematiche di ordine pubblico durante la giornata vengono gestite dagli uffici che sono ovviamente presenti e di sera e di notte vengono gestiti dal proprio funzionario responsabile della centrale operativa. Benissimo. Lei ricorda il giorno 27 maggio 2010 qual era il suo turno? Sì, serale. Serale, quindi 19:24? Esatto. Quindi lei prese servizio, ha detto un'ora prima? Alle 18. Alle 18. E recandosi dove fisicamente? Proprio? Allora, noi montavamo il turno presso la caserma di Sant'Ambrogio, in piazza Sant'Ambrogio, sì. E dove ci rechiamo appunto un'ora prima per verificare che effettivamente le volanti, cioè che l'organizzazione del servizio sia a posto. Da lì, con l'auto di servizio con il mio autista e il mio ispettore coordinatore, l'ispettore Colletti, mi sono recata in questura dove formalmente il turno di servizio inizia alle 19. Quindi quella sera, siamo al 27 maggio 2010, l'ispettore coordinatore che l'affiancava era Colletti? Ah sì, assolutamente sì. Allora, lei ricorda se il 27 maggio 2010 fu interessata con riferimento a una persona di nome Elmar Karima? Sì, lo ricordo. Allora cominciamo a narrare i fatti dall'inizio, cioè dal primo interessamento, da chi proveniva, cosa le fu detto. Sì, allora, come ho già detto, ho iniziato il turno alle 19 sì. E ho, come sempre, preso le consegne, si dice così in gergo, dalla collega smontante, che era la dottoressa Rubinacci, che al momento non è più appunto in servizio qui a Milano, e la quale mi disse tra le varie consegne che, come solitamente si fa, era presente in questura una minore che doveva essere affidata in comunità.
comunità. Ma è una situazione che ad oggi, insomma, dopo aver passato 2 anni in quell'ufficio, posso dire che insomma, avviene abbastanza spesso, minori ma anche insomma, situazioni riguardo maggiorenni, però minori capita spesso. Quindi bisognava contattare questa comunità perché il PM aveva disposto questo affidamento. Intorno alle 23, Aspetti un attimo, mi pare. dottoressa, mi spiace interromperla, Sì. ma la dottoressa Rubinacci le dette qualche altra indicazione sulla minore in riferimento alla nazionalità? Una marocchina, mi disse. Quindi le disse Una una marocchina. minore marocchina. Sì. Bene. Sì. E circa le disposizioni del PM minorile disse la comunità e qualcos'altro, solo il collocamento in comunità? Disse il PM ha disposto l'affidamento in comunità. Perché lei disse, sentita dai pubblici ministeri il 30/10/2010, che la dottoressa Rubinacci le riferì che la ragazzina minore marocchina andava fotosegnalata e collocata in comunità. Sì, fotosegnalata, ho dimenticato questo passaggio, perché doveva ancora arrivare in questura e quindi una volta portata in questura dalla volante smontante, che era quella del turno della dottoressa Rubinacci, doveva essere identificata perché senza documenti, quindi fotosegnalata, e su disposizione del PM affidata in comunità. Bene, andiamo avanti. Questo avviene intorno alle 19. 19? Sì, 19:15, insomma il tempo di arrivare in questura. Perfetto. Poi mi pare intorno alle 23, sugli orari non ricordo precisamente, comunque intorno alle 23. E ho ricevuto la telefonata del dottor Ostuni che mi informava, cioè mi chiedeva se in questura, chiedeva se in questura era stata accompagnata una minore egiziana. Io sinceramente in quel momento, tra le tante telefonate che arrivano in centrale operativa, insomma, non ricordavo, quindi ho preso tempo per verificare questa cosa e l'ho richiamato per comunicargli che noi non avevamo minori egiziane, ma soltanto una minore marocchina. E mi è stato detto appunto dal dottor Ostuni che invece in questura sarebbe stata portata la nipote di Mubarak, del presidente egiziano Mubarak, e che questa notizia insomma lui l'aveva ricevuta dalla Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio in senso astratto come istituzione, o le fu fatto anche il nome? Io ricordo che mi fu detto la Presidenza del Consiglio. Va bene. Sì. La Presidenza del Consiglio. Andiamo avanti. Quindi le segnala in questura la presenza di questa ragazza egiziana, nipote di Mubarak. Di Mubarak, sì. Che cosa le disse? Le disse qualcos'altro oltre questo? Mi disse di verificare se effettivamente era stata accompagnata e che se era possibile, insomma, nel caso fosse stato vero, di procedere ad accelerare i tempi delle procedure che solitamente noi insomma, utilizziamo. Quindi di accelerare tutte le procedure che solitamente utilizzate. Bene, andiamo avanti. Sì, dell'identificazione finalizzate poi. E io ho preso tempo, nel senso, vista la particolarità della situazione, mi sono insomma consultata col mio ispettore perché ero poco tempo, quindi non sapevo se magari ci fosse, per verificare se effettivamente fosse stata accompagnata, ma non risultava, chiamando giù la sala dei fermati, che è quella che si occupa della gestione degli accompagnati, sia maggiorenni che minorenni, non risultava presente alcuna minore egiziana, ma una minore marocchina. Quindi mi sono fatta dare il nome e cognome dalla sala dei fermati, perché anche se non hanno documenti comunque si prende in carico con il nome e cognome e le generalità fornite dalle persone accompagnate. Ho richiamato il dottor Ostuni e ho fatto presente che c'era la minore mi pare di aver detto proprio il nome e cognome, non lo ricordo con certezza, però mi pare di averlo detto perché l'avevo segnato su un foglio. Lo ricorda? Sì, visivamente l'avevo segnato su un foglio, quindi mi ricordo di averlo Di aver detto. fornito il nome, che era Elmarug Karima. Elmarug Karima, sì. E niente, il dottor Ostuni mi ha detto che avrebbe informato Ti disse che era marocchina? Sì, gli dissi proprio non è possibile che sia la nipote di Mubarak perché è marocchina, non è Mubarak, insomma, penso che lo sappiamo tutti che è egiziano, quindi ho fatto presente proprio che non poteva essere possibile, però mi ricordo di avergli detto anche che mi sarei recata personalmente a parlare con la minore per chiedere alla minore stessa se fosse la nipote di Mubarak. Ecco, dottoressa Iafrate, poi riprenda con calma tutto il racconto, ma il dottor Ostuni le chiese, o comunque lei disse al dottor Ostuni in questo primo contatto, le ragioni per le quali la minore si trovava in questura? E io non le sapevo ancora le ragioni, dico la verità, perché noi non sempre dovremmo farlo, però solitamente per la fretta nel gestire magari altri interventi a volte non lo sappiamo, quindi a volte, dato che sono gli operanti che affidano poi e hanno i contatti con i PM, quindi io non sapevo sinceramente le ragioni dell'accompagnamento in quel momento, le ho sapute successivamente. Quindi lei dopo la prima telefonata cosa fa? Dopo la prima telefonata di Ostuni? Dopo la prima telefonata, se non ricordo male, sono scesa
giù alla sala dei fermati. Non mi ricordo se prima o dopo di aver chiesto le ragioni dell'accompagnamento, questo sinceramente su questo non posso essere precisa. Comunque mi sono recata per parlare con la ragazza, per verificare se effettivamente fosse stata già accompagnata dalla volante smontante, perché se non sbaglio bisognava andare a prendere degli abiti, mi avvisarono che dovevano prendere gli abiti della ragazza a casa. E ricordo che, non ricordo però l'orario, parlai con la ragazza e lei mi disse che non era la nipote di Mubarak, cioè mi disse espressamente di aver detto a volte diciamo di riportare a volte questa vicenda, cioè di spacciarsi a volte come la nipote di Mubarak, ma che in realtà non lo fosse. Ecco, però se prima o dopo aver saputo le ragioni dell'accompagnamento non lo ricordo. Ecco, dottoressa Iafrate, per la verità questa circostanza che la ragazza le avrebbe detto che talvolta si spacciava come nipote di Mubarak ma che non lo era, non ve ne è traccia nel verbale. In tal senso le pongo una contestazione. La domanda le fu fatta perché le fu detto di riferire specificatamente circa i contenuti dei colloqui intervenuti con Ostuni e anche con la ragazza, e lei non ha riferito questa circostanza. C'è una ragione per cui non la riferisce? Non lo ricordo, perché sinceramente io alla ragazza le chiesi: ma scusa, perché la volante allora dice che cioè le persone credono che tu sia la nipote di Mubarak? E lei ha detto: ma perché ogni tanto dico questa cosa, ma non è vera. Però non ricordo perché non l'ho detto sinceramente, avrò... Comunque Presidente, mi chiedo scusa. Non ricordo di averla sentita la domanda. Verso lei, se lei crede, vorremmo chiedere al rappresentante della pubblica accusa qual è il punto in cui si chiede dei colloqui di quanto gli è stato narrato, perché non riusciamo proprio a trovarlo nel verbale di sommarie informazioni testimoniali. Quando a pagina 2 le viene detto che cos'altro vi siete detti nel corso della telefonata e tutta la spiegazione successiva, però avvocato Longo, quando lei parla io non la interrompo, lei sa il rispetto, mi riservi lo stesso riguardo per cortesia, grazie. Stavo spiegando che tutto il tenore delle domande è volto a ricostruire i contatti che intervengono con la ragazza e questo punto non è riportato. Se lei vuole io do lettura dell'intero verbale, oppure glielo produco ai fini della valutazione dell'esattezza di quello che ho detto. No, io, scusi se l'ho interrotto, non voleva essere un'interruzione. Non trovo il punto in cui sia stato chiesto espressamente o anche indirettamente, ma significativamente, dei colloqui intercorsi sì tra la dottoressa Iafrate e il dottor Ostuni, ma tra la dottoressa Iafrate e la signorina Marugh fermata in quella sera. Non trovo il punto. Scusi Presidente, le leggo la domanda e la risposta della dottoressa Iafrate. Domanda: quando lei ha saputo dal dottor Ostuni che in questura si trovava la nipote del presidente Mubarak, ovviamente lei ha dato disposizione al suo personale di chiedere alla ragazza se effettivamente si trattasse della nipote di Mubarak? Risposta: no, trattandosi di una cosa delicata non ho chiesto al mio personale di verificare se la circostanza era esatta, ma sono andata io personalmente negli uffici del fotosegnalamento e ho chiesto alla ragazza se effettivamente fosse la nipote di Mubarak, ricevendo dalla stessa, non subito, una risposta negativa. Preciso meglio, la ragazza mi disse che non era la nipote di Mubarak. La successiva domanda, ovviamente lei riferì questa cosa al dottor Ostuni, quindi come vede è una domanda ben precisa e una risposta ben precisa, quindi la contestazione che ha fatto il pubblico ministero mi sembra più che corretta e doverosa. In quel frangente e quindi diciamo in un periodo anche più vicino ai fatti, la dottoressa Iafrate ha omesso o non ricordato questa circostanza che non è di secondaria importanza. Questa è la contestazione, Presidente. Dottoressa? Io non ricordo per quale motivo non l'ho detto, ma non ricordavo nemmeno che mi fosse stato chiesto se mi avesse detto qualcos'altro la ragazzina. Stare, la domanda a chiarimento è: adesso che gli ha dato anche lettura della parte precisa del verbale in cui il pubblico ministero gli aveva fatto questa domanda, lei ricorda con precisione il colloquio con El Marugh Karima e cosa le disse in merito al suo presunto rapporto di parentela con Mubarak? Che non era vero che fosse la nipote di Mubarak. E la circostanza che ha oggi riferito, che la ragazza precisò
di averlo spacciato in plurime occasioni. Di aver utilizzato quella come che fosse una bugia, ma sinceramente a me interessava sapere se fosse o meno la nipote di Mubarak in quel frangente. Ricorda questa circostanza? Ricordo che lei mi scherzò su questa cosa, disse no, ma io ho detto una cavolata, ecco, fu questa proprio l'esclamazione, se non ricordo male, me lo disse, ma con un tenore scherzoso. Però a me in quel momento interessava sapere che non fosse la nipote di Mubarak, altrimenti avrei dovuto attivare i canali diplomatici e sinceramente era la cosa che in quel momento mi interessava di più. Però nel momento in cui lei mi ha detto che non lo era, io poi ho riportato al dottor Ostuni la circostanza appunto che mi aveva indicato la ragazzina. Quindi, e questa è la domanda che le pone il pubblico ministero, quali indicazioni, quali circostanze specifiche riportò al dottor Ostuni? È esattamente questo, ossia che a domanda la ragazza rispose, a domanda se fosse la nipote di Mubarak, la ragazza sottolineò che in realtà non era così, non era vero. Lei riferì al dottor Ostuni anche la nazionalità della ragazza? Sì, le marocchina. ragioni per la quali era in questura a quel punto? Glielo riferì nel momento in cui le seppi. Quindi quando poi mi sono informata sull'intervento, su che tipo di intervento la volante smontante avesse effettuato, le ho riportate poi al dottor Ostuni. Bene, dottoressa Iafrate, lei ha detto che aveva contezza delle disposizioni date dal pubblico ministero minorile, no? Sì. Erano state riferite? Mi erano state riferite, sì. Chi gliel'aveva riferite? Se non erro la collega, la dottoressa Rubinacci. Benissimo. Lei riferì al dottor Ostuni le disposizioni che in quel momento erano state impartite dal pubblico, che a quel momento erano state impartite dal pubblico ministero minorile? Sì. E cioè cosa disse ad Ostuni? Che il PM, il nome ancora non lo sapevo, quindi disse il PM, contattato dalla volante smontante, dalla collega insomma dal turno smontante, ha disposto di accompagnare la ragazza, di identificarla compiutamente e di affidarla in comunità. Bene. E che cosa le disse il dottor Ostuni? Però la comunità ancora non era stata contattata. E che cosa le disse il dottor Ostuni? Il dottor Ostuni mi disse se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina. Ma al rilascio le disse al rilascio a chi? A che cosa? Inizialmente no. Quindi in questa seconda telefonata sì, no. mi pare la seconda no. E quando poi successivamente lo ricontattai, mi ricontattò lui per l'esattezza, mi disse che sarebbe giunta in questura una persona affidabile e disposta a prendere in consegna, tra virgolette, la ragazza, cioè comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento. Allora, questa ragazza che il dottor Ostuni le indicava essere la nipote dell'ex rais egiziano Mubarak, gli disse anche chi veniva a prenderla a farsi carico e perché? Sì. Mi disse. Perché? Inizialmente mi disse che sarebbe arrivato un consigliere ministeriale e mi rimasi un po' perplessa perché non conoscevo, consigliere ministeriale ma un ruolo che non conoscevo, però insomma non ero ancora nell'ambiente, quindi quindi ho chiesto all'ispettore Colletti, ricordo questa cosa. Successivamente mi disse nome e cognome, anche perché si sarebbe presentata in questura e quindi inevitabilmente io dovevo sapere l'identità della persona. Ma per quale ragione questo consigliere ministeriale si sarebbe recato in questura a prendere in affidamento la minore marocchina El Marouk Karima? Glielo specificò il dottor? Mi disse, se non sbaglio, ricordo che mi disse perché fu mandata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bene. Nel corso di quella serata lei ha avuto due per adesso, più contatti con il dottor Ostuni? Moltissimi. Moltissimi? Sì. Chi chiamava chi? Tutti e due. Quindi contatti reciproci che sono documentati fra l'altro dai tabulati. Allora, continuiamo nella narrazione dei fatti. Abbiamo riferito di questo interscambio comunicativo fra voi, quindi lei, avendo queste indicazioni, cosa fa a quel punto? Allora, a quel punto, quindi avevo sentito la ragazza era stata fotosegnalata, ho chiesto, ricordo, alla volante montante, ossia Landolfi, quindi del mio turno, della Monforte bis del mio turno, di chiamare il PM e di far presente al PM questa possibilità che si era comunque venuta a creare, cioè di affidare la minore non in comunità ma ad una persona che era disposta a venirla a prendere. Allora, andiamo per gradi. Chi aveva accompagnato in questura la minore? I nomi, se li ricorda? Allora, Landolfi e Ferrazzano.
Il presidio a cui appartenevano, se lo ricorda? Il commissariato? Il commissariato Monforte Vittoria. Monforte Vittoria. Le prime indicazioni date dal PM minorile, lei sa chi le aveva ricevute, sebbene le siano state riferite chiaramente? Allora, se non ricordo se la prima telefonata la fece il collega della Monforte Bis smontante, Cafaro. Benissimo. Mi pare Cafaro, sì. Perfetto. Allora, lei ebbe modo in questa fase di interloquire direttamente con Landolfi e Ferrazzano? Sì. Abbiamo interloquito tutta la sera. Tutta la sera, no? Dicevo proprio in questa, in questa fase. Questa prima fase. Sì, mi fece una telefonata Landolfi, ma io non lo conoscevo nemmeno, era la prima volta proprio quell'occasione che lo vedeva fisicamente. Sì. Bene, quindi lei stava riferendo che ritenne opportuno, mi pare di capire, attivare un contatto col PM minorile che fino a quel momento aveva cristallizzato quelle disposizioni, impartendole agli operanti, sì. Corretto? Sì. La mia sintesi? Ho chiesto agli operanti di farlo perché solitamente lo fanno gli operanti, non lo facciamo quindi noi. Quindi lei a chi chiese? A Landolfi. A Landolfi di fare che di chiamare cosa? La Fiorillo. Benissimo. La dottoressa Fiorillo, sì. PM minorile. Intervenne il contatto tra Landolfi e la Fiorillo? Sì, intervenne. Di fronte a lei telefonicamente? Non ricordo. No, credo giù, perché noi siamo al quarto piano e logisticamente le camere dei fermati e la terza sezione che si occupa della gestione e l'affidamento dei minori, ma di tutte le pratiche dell'UPG, sono al secondo. Quindi io credo che, come solitamente si fa, che la telefonata sia stata fatta dalla terza sezione. Però non posso essere precisa, non lo so con certezza. Allora, lei sa che comunque Landolfi sì, lo so. La dottoressa Fiorillo? Lo so. Landolfi le riferì il contenuto poi della conversazione? Allora lo riferisca al Tribunale, cosa le disse Landolfi? Landolfi mi disse che la Fiorillo non era molto convinta di voler affidare la minore ad un'altra persona, perché riteneva più opportuno procedere con il canale normale, a meno che, perché appunto la ragazzina non era comunque non aveva documenti, a meno che, no, e basta, disse questo, credo a Landolfi, voleva l'affidamento in comunità. Quindi sì. Possiamo cristallizzare, fotografare questa indicazione come perseverare nella prima indicazione, affidamento in comunità. Affidamento in comunità, e chiese, non ricordo se a lui o a me poi, questo non lo ricordo, e chi fosse questa persona che voleva venire a prendere la ragazza, ma credo che lo disse soltanto a me, non a Landolfi. A Landolfi disse di affidarla in comunità, perché perplessa, insomma, non era molto convinta inizialmente di questa seconda possibilità. Ascolti, dottoressa Iafrate, ma in questa prima comunicazione Landolfi-Fiorillo le risulta, e le domando, l'assistente Landolfi disse alla dottoressa Fiorillo che questa ragazzina in presente in comunità era la nipote di Mubarak, del consigliere ministeriale Minetti, della telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri, Berlusconi? Credo che lo dissi io alla Fiorillo. Della presidenza, la presidenza ha un presidente, avvocato Ghedini. No, scusi. Va bene, della presidenza, ok. Credo che glielo dissi io, non Landolfi, però non lo ricordo. Non ricorda sul punto? Se l'ha detto Landolfi non lo ricordo, che l'ho detto io sicuramente sì. Ma Landolfi sapeva di questa circostanza in quel momento? Sì, in quel momento della prima telefonata non ricordo. Se sapesse che della minore, non ricordo se lo sapesse, ora non me lo ricordo. Sicuramente nella telefonata successiva che feci io alla dottoressa Fiorillo glielo riportai, infatti le sue perplessità aumentarono in quel caso, in quella circostanza. Mi scusi, dottoressa Iafrate, quindi Landolfi le riferisce che la dottoressa Fiorillo è ferma nella disposizione precedentemente impartita. Sì, perché solitamente i minori come primo canale si affidano in comunità. Benissimo. Se non c'è nessuno disposto a quel punto cosa fa? Io a quel punto, dato che avevamo questa seconda soluzione, che era quella di affidare ad una persona che comunque era disposta a venirla a prendere e che la ragazza, mi fu detto, conosceva, decisi di chiamare direttamente la dottoressa Fiorillo. Non ricordo se spiegai a Landolfi in quell'istante che cosa, le circostanze poi successivamente sapute da me, cioè il fatto che fosse la nipote. Sicuramente Landolfi poi l'ha saputo, non ricordo se in quel frangente già lo sapesse. Quindi decisi di chiamare io la dottoressa Fiorillo per informarla di quanto accaduto. Ed anche lei, lo ricordo questo perché anche lei fu perplessa quando le dissi consigliere ministeriale. E disse: che ruolo è il consigliere ministeriale? Allora, non lo ricordo. Fotografiamo questa
telefonata tra lei e la Fiorillo, dottoressa Fiorillo, che Sì. è la prima. Sì, la prima. contatto. Sì, la prima. Questa dove ho detto dove le ho sostanzialmente raccontato le Chi novità era era la prima. presente alla telefonata? C'era qualcuno presente alla telefonata, oltre ovviamente? Non ricordo se la feci dal coordinamento o la feci da... Noi a volte quando chiamiamo con il cellulare, dato che il nostro ufficio è pieni di gente, è un disastro, spesso ci allontaniamo per cercare un luogo un pochino più riparato per dove parlare. Quindi non ricordo se quella prima telefonata la feci con il telefono fisso dell'ufficio o con il mio cellulare, non lo ricordo, se fisicamente fossi C'era un presente. poliziotto, un funzionario, qualcuno insieme a lei? Allora, se l'ho fatta in ufficio c'era presente l'ispettore Colletti, Colletti. però non ricordo se fu quella telefonata Allora. a cui partecipò Colletti. Lei chiama la Fiorillo, riferisca al Tribunale il contenuto esatto, Sì. possibile preciso, di questa comunicazione. Io ricordo che mi presentai alla dottoressa Fiorillo, che la chiamavo in merito all'affidamento della minore El Marug, che sapevo che aveva avuto contatti con le volanti smontanti e che aveva disposto l'affidamento in comunità, però le riportai la vicenda per la quale appunto si sarebbe presentata in questura una persona qualificata, perché noi appunto ci fu descritta come una persona qualificata a prendere in affidamento la minore. Scusi, qualificata da cosa? Qualificata dal ruolo, qualificata Dal ruolo, nel senso... di consigliere ministeriale, Sì, ok. di consigliere ministeriale, ci fu presentata come consigliere ministeriale e che stavamo valutando la possibilità di seguire questo secondo canale, perché solitamente... È vero che il canale principale è quello dell'affidamento in comunità, però a volte ai PM viene prospettato un canale alternativo che è quello di affidare a terze persone che possono essere parenti o anche amici. Ovviamente io questo lo chiesi all'ispettore Colletti perché non ero a conoscenza ancora delle procedure esatte che si seguono ad oggi, però posso dire con certezza che è così. E quindi le prospettai la possibilità di seguire questo secondo canale di affidamento. E lei inizialmente mi disse che era perplessa perché voleva capire bene chi fosse questa persona e soprattutto, dato che la ragazza non aveva i documenti, preferiva che fosse assolutamente identificata con certezza. No, dottoressa Frate, scusi, ma lei alla dottoressa Fiorillo disse che questo consigliere ministeriale si era presentato su indicazione della Presidenza del Consiglio? Sì, lo dissi. Sì. Fece espresso Mi pare di riferimento averglielo alla detto. parentela della ragazza, all'asserita parentela della ragazza? Sì, Mubarak? gliel'ho detto. Quindi dette un'informazione precisa? Io ricordo di sì. Circostanze? Io ricordo, per questo era perplessa la dottoressa Fiorillo. E che cosa disse la Fiorillo? E poi le dissi anche che non era vero che era la nipote di Mubarak. Ricordo anche questo, perché ci furono più telefonate. E la dottoressa Fiorillo mi disse di assolutamente procedere all'identificazione della ragazza, perché non era possibile che una minore andasse in giro per Milano senza documenti e soprattutto una minore che era fuggita da una comunità. Sì. E quindi di identificarla compiutamente e di verificare anche chi fosse questa persona che si presentava, perché volesse in affidamento la ragazza e se possibile mi dette l'input di farmi inviare un documento dalla comunità da cui la ragazza era scappata, se eventualmente lo aveva, o comunque dalla famiglia, insomma di recuperare un documento della ragazza, un qualcosa che attestasse chi fosse. Ma dottoressa Fiorillo dette una disposizione precisa sulla destinazione di questa ragazza minorenne o no? Allora, a quella telefonata no, mi disse di fare questi accertamenti. Che erano Di verificare innanzitutto l'identità della ragazza, cioè di accertarci con assoluta, con compiuta certezza di chi fosse questa ragazza, quindi procedere al fotosegnalamento come normalmente facciamo, di identificarla se possibile con l'invio di un documento se lo riuscivamo a recuperare, e il canale dell'affidamento a questa terza persona poteva essere possibile soltanto, disse lei, se una volta identificata compiutamente la ragazza. Quindi Questo mi pare di capire da quello che lei dice che quando lei chiama la dottoressa Fiorillo la ragazza non era stata ancora fotosegnalata? No, forse sì, era già stata fotosegnalata, perché la ragazza fu accompagnata cioè mentre io facevo queste telefonate e questi accertamenti la ragazza era ancora giù al fotosegnalamento e era già stata fotosegnalata. Ma sì. lei disse alla dottoressa Fiorillo che quindi la ragazza era stata fotosegnalata? Sì, mi pare di ricordare di sì, però non ricordo se tutto glielo dissi in un'unica telefonata, ma sì in più telefonate, perché ce ne fu più di due. Quindi lei riferisce di avere acquisito queste disposizioni dal PM che, secondo quello che lei dice, condiziona Prima di tutto l'ho detto a Colletti. Documenti, sì, giusto? Cosa mi fa? sono interfacciata con Colletti perché io ovviamente
lavoro a stretto contatto con lui e soprattutto perché era all'inizio, quindi ho detto a Colletti quali fossero le disposizioni della Fiorillo e mi pare di ricordare che in quel momento mi sono recata giù al fotosegnalamento ed ho scoperto che la ragazza era stata fotosegnalata. Dopodiché ho parlato con Landolfi, ora non ricordo bene i tempi, però l'iter super giù è questo, e riferì a Landolfi che la Fiorillo non era molto convinta, gli riferì esattamente quello che mi disse la Fiorillo sostanzialmente, cioè che voleva che venissero fatti questi accertamenti, che non era molto convinta e quindi iniziammo sostanzialmente a cercare innanzitutto di identificare compiutamente la ragazza. Non ricordo se la Minetti fosse già in questura, questo non lo ricordo. Punto le porrò una serie di domande specifiche. Mi interessa di più in questo momento acquisire la sequenza dei fatti in riferimento alla minore. Quindi la minore era stata fotosegnalata. Sì. Che cosa succede? Cosa fate? Allora, abbiamo atteso l'esito delle comparazioni, perché ovviamente il fotosegnalamento non vale nulla se poi non si sviluppano le comparazioni. Dalle comparazioni noi abbiamo accertato, tramite il codice CUI, che è il codice univoco identificativo, quindi uno soltanto per ognuno, abbiamo accertato che effettivamente il nome dato dalla ragazza, che inizialmente poteva anche essere un nome falso, corrispondeva esattamente a quello poi del fotosegnalamento, delle comparazioni. E dalle comparazioni è venuto fuori abbiamo poi effettivamente accertato che la ragazzina che avevamo di fronte era fuggita da una comunità di Messina, che però in realtà forse la ragazza ce l'aveva anche detto verbalmente, non ricordo. Landolfi non gliel'aveva detto invece? Landolfi sì. Landolfi l'aveva saputo, credo, dalla volante smontante. Mi risultava, mi risultava. Penso credo di averlo anche detto alla Fiorillo, tra l'altro. Quindi abbiamo potuto sostanzialmente confrontare che i dati che c'erano stati forniti dalla ragazza, le generalità, anche la data di nascita, ricordo, corrispondeva esattamente a quella del fotosegnalamento. Dopodiché credo di aver richiamato la Fiorillo, se non sbaglio. Comunque le riportai l'esito del fotosegnalamento, cioè che la ragazza era stata fotosegnalata, e mi ribadì che questo discorso del documento, cioè mi dette l'input di fare un qualcosa in più oltre il fotosegnalamento e di cercare di recuperare un documento o comunque un qualcosa che potesse attestare l'esistenza di questa ragazza, le generalità. I contatti con Ostuni? Sì, Gostuni è stato informato, penso, di tutti i passaggi, quasi tutti i passaggi. Sì, abbastanza in tempo reale. Quindi in questa successiva telefonata la dottoressa Fiorillo le insiste su questo approfondimento. Lei cosa fa? Sì, perché la dottoressa Fiorillo era un po' perplessa sulla vita che conduceva questa ragazza, perché credo di ricordare che da Cafaro seppe delle cose che non le piacevano molto, cioè della vita che conduceva a Milano, ecco. Quindi voleva la registrazione della conversazione tramite 113, è un documento. Andiamo avanti. Quindi informai Ostuni in tempo reale di questa cosa e credo che lui in tempo reale avvisò Roma, o comunque perché poi quando mi richiamò mi disse che mi chiedeva sostanzialmente a che punto fosse avvisò Roma, scusi. La Presidenza del Consiglio. Io non so chi avvisò, ancora oggi non l'ho capito. Roma intesa come Presidenza del Consiglio, non sappiamo chi. Presidenza del Consiglio. Ma la Presidenza del Consiglio. Bene, quindi lei cosa fa? Gli ho sostanzialmente comunicato le perplessità della dottoressa Fiorillo e gli ho detto che prima ovviamente del completamento delle procedure non sarebbe stato possibile rilasciare la ragazza, e questo gliel'ho detto in più telefonate, perché poi si aggiungevano passaggi su passaggi, però ancora non avevamo l'identificazione, cioè, l'ultima telefonata è quando abbiamo avuto l'identificazione abbastanza certa della ragazza, quindi gli ho comunicato comunque tutti i passaggi. Tramite cosa l'identificazione è abbastanza Allora, per noi l'identificazione è certa soltanto col possesso di un documento, certa, e non la potevamo avere, certa, quindi questo la dottoressa Fiorillo lo sapeva, perché non aveva un documento. Anche l'invio del documento è comunque anche l'invio del documento faxato comunque non ci dà la certezza totale dell'identità di una persona totale, ma comunque unita al fotosegnalamento, alla corrispondenza del codice CUI, alla corrispondenza del fatto che effettivamente la ragazza fosse stata denunciata dalla comunità come scomparsa, per noi erano tutti elementi assolutamente indicativi del fatto che la ragazza fosse El Mahroug Karima, con una residenza. Allora, nel momento in cui lei poi sviluppa questi accertamenti, poi ci dirà
che tipo di accertamento svolge per acquisire i documenti? Lei aveva maturato o no un convincimento circa la parentela della signorina? No, io da subito ho capito che non... Da subito, ma da quando mi chiedeva di una ragazzina egiziana e sapevo che il Marug era marocchina. Bene. Allora, vediamo che cosa... Io non mi scusi se la interrompo, non mi sono assolutamente mossa con il canale istituzionale del diplomatico sostanzialmente, perché non ho creduto assolutamente che fosse la nipote di Mubarak. Allora, vediamo che cosa fa con riferimento a questi documenti che la Fiorillo le aveva chiesto di acquisire. Sì, allora, inizialmente ho chiesto, mi pare, a Landolfi, ovviamente completata tutta la fase del fotosegnalamento, comparazioni eccetera, di contattare la comunità da cui si era allontanata la ragazza, perché la responsabile della comunità, però non ci parla io, credo che ci parlò proprio Landolfi, comunicò di avere presso la comunità fotocopie del documento della ragazza. Quindi le chiesi di inviare l'ufficio chiese alla responsabile di inviare via fax copia del documento. Ricordo che la responsabile ci parlò di questa ragazza, che ci diede nome e cognome, la data di nascita, ci disse che viveva a Lettoianni, credo di ricordare questo, comunque noi non lo sapevamo in quel momento, o forse l'avevamo visto dal fotosegnalamento, non ricordo, comunque lo ribadì la responsabile sicuramente, che era stata affidata in comunità, che si era allontanata, ci dette via telefono i dati relativi alla ragazza, ce la descrisse, ricordo proprio che chiesi di effettuare una descrizione fisica della ragazzina, e ci disse che al momento non era possibile per lei recarsi in comunità per inviare il documento e che l'avrebbe fatto assolutamente la mattina successiva. Aspetti, dottoressa Iafrate, però, perché questo a noi risulta essere un passaggio successivo. Adesso io mostro un documento che è la richiesta di accertamenti da effettuarsi in Lettoianni, via Contrada San Filippo numero 14, presso la famiglia di El Marug Ahmed. Sì, quello l'abbiamo fatto intorno alle 2. Prima di mostrare il documento, facciamo le domande specifiche su questa parte. Esatto, la domanda era: lei prima di avere il contatto con la comunità di Messina ha avuto contatti con il commissariato di Taormina? Io non ricordo l'orario non ricordo se chiamai prima la comunità o prima il commissariato. Il commissariato ricordo che lo chiamò l'ispettore Colletti per l'esattezza intorno alle 2, intorno all'1:15, l'1:30, un qualcosa del genere, perché solitamente facciamo prima richieste telefoniche e poi documentali, perché poteva anche accadere che il commissariato ci dicesse che non poteva fare l'accertamento. Perché Colletti chiama a Taormina? Taormina perché sapevamo che la ragazza viveva a Lettoianni, aveva la famiglia originaria a Lettoianni. E che oggetto ebbe il colloquio? Cosa chiese Colletti a Taormina? Allora, Colletti chiese di verificare quello che facciamo poi spesso quando accadono questi episodi, se era possibile inviare una volante del commissariato in quella via che noi avevamo a disposizione, e per verificare la presenza dei genitori della ragazza. Quindi presso il domicilio dei genitori della ragazza. Sì. Questa richiesta fu meramente orale o fu anche scritta? No, fu anche scritta, però successivamente. Successivamente alla telefonata? Sì. Perché fu mandata per iscritto questa richiesta? Perché solitamente quando contattiamo uffici esterni vogliono un qualcosa di scritto che rimanga agli atti. Adesso le ramostro con l'autorizzazione del Tribunale il documento. Prego. Sì, lo conosco il documento. Come vede, il documento è a sua firma. Sì. Lo ha scritto lei? Lo ha scritto l'ispettore Colletti e l'ho firmato io. Ovviamente lei prese esatta cognizione. Sì, assolutamente. Può cortesemente guardare l'ora di invio di quel documento? Le 2:20? Le 2:20. Per la verbalizzazione il pubblico ministero mostra alla testa il documento già acquisito in atti, prodotto dal pubblico ministero, fogliazioni 285, 287. Prego. Quindi chiedete a Taormina, che è il commissariato territorialmente competente su Lettoianni, di inviare la fattura. Sì. Giusto? Di inviare, e quel fax una volante. la volante. Per fare questo accertamento. Sì. Da lì, se le vogliamo dare anche testuale lettura. Sì. Si legge: come da precedenti intese telefoniche si richiede l'accertamento presso la famiglia in oggetto al fine di acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore in oggetto indicata.
Tale minore infatti è stata sottoposta a controllo in data odierna da personale dipendente da questo ufficio e in tale circostanza era impossibilitata ad esibire un documento. Notiziato del fatto il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dei minori, lo stesso disponeva che la minore, essendo già da tempo dimorante a Milano in una situazione abitativa svincolata dal nucleo familiare di origine, potesse essere ricollocata presso la propria abitazione solo dopo un'identificazione sufficiente personale. Per tale motivo pregasi assumere anche oralmente la conferma del rapporto di parentela tra la minore e le persone dimoranti nel nucleo abitativo indicato in oggetto e inviare a questo ufficio copia dei documenti di identificazione della persona da affidare. Nel caso gli accertamenti fornissero sufficienti rasserenazioni su quanto già dichiarato dalla minore, quest'ultima sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese, aperta parentesi, Milano, via Villoresi, numero 19, e formalmente affidata alla signora Minetti Nicole, nata a Rimini il 21/3/85. Ringraziamo anticipatamente. Allora, le risulta che fu fatto innanzitutto, le domando, poi farò una serie di domande su questo atto, l'accertamento dai poliziotti Fu fatto. presso... Quale esito presso il domicilio dei genitori della minore? Vivevano i genitori, Sì. parlarono con il padre per l'esattezza, Sì. ci descrissero la situazione abitativa come abbastanza, come dire, degradata, insomma, nel senso che ci dissero che era una famiglia molto umile, che non avevano molti soldi per mantenersi, che il padre faceva il contadino, se non sbaglio, comunque coltivava la terra, e fu chiesto al padre, perché abbiamo detto noi ai colleghi di Lettoianni di chiedere esattamente di fare esattamente questa domanda, se fosse parente a Mubarak. Ovviamente la risposta fu assolutamente no, magari fossi il parente di Mubarak non starei qui. E i documenti furono acquisiti della ragazza? I documenti non ce li aveva. Non li aveva, io credo, una denuncia di scomparsa che aveva fatto, perché se non sbaglio prima della denuncia di scomparsa della comunità la fece il padre tempo prima, perché credo che scappò anche dal nucleo abitativo, e quindi il padre si presentò insomma questa denuncia. Il documento non lo aveva, però ci descrisse compiutamente la ragazza. Lei sa a Diede, che ora insomma, la pattuglia arrivò presso il domicilio dei genitori di El Marouk Karima? Sinceramente non lo ricordavo fino a quando qualche tempo fa non ho letto gli atti, quindi so che intorno alle 4, 3:30, qualcosa del La genere. relazione di Caico, Sì. dato, è un documento alle ore 4, c'è stata anche la testimonianza in pubblico dibattimento. Sì, ho preso atto di questo. Benissimo. E lei sa a che ora El Marouk Karima fu rilasciata? Allora, formalmente sul verbale c'è scritto alle 2, ma io ricordo che fu rilasciata fisicamente dalla questura, perché mi recai io insomma ad accompagnarla all'uscita, quindi ricordo molto più tardi. Ora, formalmente sul documento c'è scritto le 2, ma io ricordo che non prima delle 3:15 la ragazza lasciò la questura. Però lo ricordo io questo. Comunque prima che i poliziotti Assolutamente giungessero sì, prima delle 4 probabilmente. Allora, fissiamo questo punto. Sì. Le rammostro il verbale di affidamento. Prego, pubblico ministero. Sì, lo conosco, grazie. Dato delle ore 2. Delle ore 2, sì, lo conosco. Benissimo. Quindi comunque al massimo alle 3:15. Sì, 3:15, 3:30. Allora, mi vuole specificare come mai nel suo fax a sua firma non si fa riferimento alla parentela della ragazza con Mubarak? Se chiede ai poliziotti, quello delle 2:20 che lei manda, quello che le ho mostrato prima, che lei manda al commissariato di Taormina. Taormina sapeva della parentela di Mubarak, non ricordo perché non l'abbiamo scritto nella richiesta, ma sapeva della parentela. Tanto che domandarono loro al padre se fosse parente di Mubarak. Questo ci risulta, ma qui non c'è scritto. Non ricordo perché. No, non c'è scritto, ma. Senta, dottoressa Iafrate, lei sa se la dottoressa Fiorillo fu informata circa il fatto che la ragazza viveva in via Villoresi? Non lo ricordo se fu informata della via specifica, sinceramente, non lo ricordo. Lei conosce il nome la ragazza viveva con qualcuno in via Villoresi? Con un'amica. Lei si ricorda il nome di questa? La Conseisao, credo. Era presente o no Sì. in questura quella sera? Sì, si è presentata quasi contemporaneamente alla Minetti, se non Lei, ricordo male. torno a chiederle, sa se la dottoressa Fiorillo fu informata del fatto che la minore viveva in via Villoresi unitamente alla signora De Concesao? Credo di della via precisa, non lo ricordo, ma che vivesse con la De Conseisao, sì, perché penso che glielo dissi io.
Lei di ricorda ricordare che se la glielo dissi. dottoressa Fiorillo dette indicazioni sull'eventualità che la minore fosse ricollocata presso il domicilio della De Concesao? Insieme, veramente io e la Fiorillo, questo lo ricordo, insieme abbiamo deciso di non affidarla, di non fare un verbale di affidamento alla De Concesao, ma di valutare eventualmente il discorso della Minetti. Subordinandolo, lei dice, all'acquisizione di documenti. Subordinando all'identificazione certa della ragazza, come input dette eventualmente l'invio della fotocopia del documento, che però non ha assolutamente valore di certezza. Per me avere una fotocopia di un documento, non averlo proprio è la stessa cosa, anche perché via fax arriva con la foto nera e quindi è praticamente nullo l'utilizzo. Poi approfondiamo questo punto. Comunque posso sintetizzare dicendole pertanto che la dottoressa Fiorillo le denegò il consenso a ricollocare la minore presso la De Concesao? Ma io non glielo chiesi proprio di affidarlo alla De Concesao, quindi non me lo negò perché non glielo chiesi. E allora io le ricordo, dottoressa Iafrate, che lei, sentita dai pubblici ministeri nella data che ho prima detto, 30/10/2010, a domanda risponde, sono a pagina 16, avvocato Chiodini. Allora c'è una sequela di domande. La domanda: lei ha detto che quando è scesa al corpo di guardia c'erano 4 persone, 2 le ha indicate, le altre 2 chi erano? Le altre 2 sono state identificate? No. Perché? E lei dà una lunga risposta che io leggo per esteso per la comprensione di tutti, in cui c'è il passaggio che le contesto. Non ho ritenuto necessario perché non era importante ai fini della procedura. È possibile che mi abbiano detto verbalmente chi fossero, ma non ho memoria sul punto. Mi ricordo bene della coinquilina di nome Michelle Concesao Santos Oliveira, perché anche lei mi disse che era disponibile a prendere la minore in affido. Una volta avuto garanzia da parte del consigliere Minetti, ho ricontattato il pubblico ministero di turno dicendole appunto che era arrivata la persona disponibile all'affido, ma la dottoressa Minetti era molto perplessa. Ma la dottoressa Fiorillo era molto perplessa e insisteva perché si facessero tutti gli accertamenti. La sua perplessità derivava dal fatto che la prima segnalazione indicava una minore priva di documenti che conduceva una vita strana, almeno questo le avevano rappresentato, e quindi mi sollecitò a svolgere tutto quello che era necessario svolgere. Io ripresi contatti con la famiglia per il tramite della volante di Reto Ianni. Il padre confermò che non ne voleva sapere nulla della ragazza, fece visionare i documenti della ragazza che aveva trattenuto lui, primo punto di discrasia, aggiungendo che se la ragazza era priva di documenti era colpa sua perché li aveva trattenuti a casa. Ora che mi viene in mente, le perplessità della dottoressa Fiorillo derivavano anche dal fatto che qualcuno le aveva riferito, ma non so chi, che la minore faceva in televisione la danza del ventre, e quindi quando io le riferì che oltre la Minetti si era resa disponibile anche la coinquilina a prendere in affido la minore, lei mi rispose che alla signora Michelle Concesao Santos Oliveira assolutamente no. È ovvio che io di tutto quello che stavo facendo, certamente i contatti con la famiglia della minore e quant'altro, ho tenuto al corrente il capo di gabinetto, almeno così mi sembra di ricordare. Assolutamente quello che ho detto io. Non chiesi alla dottoressa Fiorillo di affidarla, dissi che si era resa disponibile la De Concesao, ma non che io ero d'accordo nell'affidargliela. Se aveva dato disposizioni la Fiorillo in merito alla De Concesao, lei conferma che disse assolutamente no? Ma io non le dissi che si era resa disponibile, non che la mia idea era di affidarla alla De Concesao, ma di affidarla alla Minetti. E a fronte di questa dichiarata disponibilità della coinquilina a riprendere in casa la minore, non di prendere in casa la minore, di rendersi disponibile a fare un verbale di affidamento della minore, la Fiorillo disse no, sulla De Concesao. Ma io non le dissi, le dissi che si era resa disponibile, non che io fossi d'accordo nell'affidarla. No. Le assicuro che ho capito. Allora, però io vorrei capire come mai nel fax delle 2:20, e torno sul documento che ho prima mostrato, si dà atto del fatto che la minore sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese, Milano via Valdoresi 19, e formalmente affidata alla signora Minetti, dal momento in cui lei ci conferma che la PM minorile, nell'esercizio delle sue funzioni e del suo ruolo istituzionale, aveva detto che assolutamente lì non doveva tornare. Allora, non ha detto che assolutamente lì non doveva tornare, ha detto che eventualmente il verbale di affidamento, che crea un vincolo giuridico e non fisico per noi, doveva essere fatto non con la De Concesao. Poi non è se nel momento in cui la Minetti, a cui viene affidata la ragazza, mi indica come domicilio, come luogo, insomma, via Villoresi,
Io fisicamente posso affidare una persona in un posto, ma poi è responsabilità giuridica dell'affidatario anche magari vigilare 24 ore in via Villoresi e non nel proprio indirizzo di residenza. Quindi ciò che interessa a me come persona che affida è creare il vincolo giuridico con l'affidatario. Poi che sia via Villoresi, via Freguglia o via Fate Bene Fratelli, a me non interessa. Questo lo perché dice lei, però questo lo dico io come poliziotto, perché lo facciamo tutti i giorni. Sì, questo lo dice lei. Allora io le domando, ma una volta che avete rilasciato la minore, avete controllato? Non compete a me controllarlo. Non compete. Qualcuno lo ha fatto? Lei non so se l'ha fatto qualcuno, ma non compete né a me chiederlo né a me saperlo. Il secondo punto di discrasia che ho rilevato è che lei in questo verbale di sommarie informazioni dichiara che i documenti il padre della ragazza li aveva e li rammostrò agli operanti, li aveva trattenuti. Questo non lo ricordo, se li ha mostrati ancora meglio allora, però non lo ricordo al momento. Se l'ho detto all'epoca che avevo un'idea un po' più fresca della vicenda, sicuramente è vero, però ricordo che parlò di una denuncia di scomparsa e che riportò, fece vedere proprio ai colleghi, quello lo ricordo bene. Del documento, adesso che me lo ricorda, sicuramente se l'ho detto all'epoca che avevo un ricordo un pochino più fresco della vicenda sarà sicuramente vero, al momento non lo ricordo. Io vorrei dare lettura di un altro documento, è la relazione di servizio sottoscritta dal sovrintendente capo Emilio Imperiale, 28/5/2010. Se serve ne do copia agli avvocati, che sicuramente ce l'avranno. Il sottoscritto Imperiale posso, signor Presidente, innanzitutto? Grazie. Il sottoscritto Imperiale Emilio, sovrintendente capo Pol Stato, in servizio presso l'ufficio in epigrafe citato, in data odierna comandato in servizio di operatore COT con turno 7, riferisce quanto segue. Alle ore 1:30 telefonava alla sala operativa della questura di Milano, responsabile Colletti Ignazio, e dà il telefono, il cellulare, il quale riferiva che nel tardo pomeriggio era stata fermata in un centro estetico, unitamente ad altre ragazze, la minore Elma Ruccarima, nata in Marocco l'1/11/92, domiciliata in Milano via Villoresi 19, e veniva accompagnata in questura in quanto sprovvista di documenti. Veniva informato il PM di turno, il quale disponeva l'accompagnamento della minore in un centro di accoglienza di Milano. Dopo qualche ora si presentava in questura la dottoressa Minetti Nicole, consigliere ministeriale, la quale riferiva al funzionario di turno che era stata inviata presso la questura di Milano su disposizione del Consiglio dei Ministri a prendere la minore Elma Ruccarima in sua custodia, in quanto nipote del presidente egiziano Mubarak. Il responsabile del COT chiedeva di inviare la volante alle Toianni, incontrava a San Filippo numero 14, dove abitano i genitori della minore, e farsi dare i documenti e inviarli via fax alla questura. Alle ore 2:30 la questura di Milano inviava richiesta di accertamento e di tutto veniva informato l'ispettore caico Giuseppe, il quale si portava sul posto per rintracciare il padre della minore. E poi c'è la relazione. Questi dati a Imperiale chi li fornì? Colletti. Lei era presente? Sì, alla questa telefonata sì. Quindi può confermare? Sì, posso confermarlo. Consideri le telefonate che vengono fatte dal telefono fisso, ovviamente siamo presenti entrambi, poi se chiamiamo con il cellulare a volte possiamo spostarci, però quella me la ricordo bene. Molto bene. Adesso vorrei dare atto e leggere, sempre col permesso del Tribunale, la relazione a firma dell'ispettore caico della PS 28/5/2010. Posso, signor Presidente? Sottoscritto ispettore caico, eccetera, eccetera. Alle ore 1:50 circa l'operatore della sala operativa dava disposizione di rientrare in ufficio, poiché in attesa di ricevere disposizioni scritte e di urgenti e inderogabili accertamenti da parte della questura di Milano, da effettuarsi presso il comune di Leutoianni, presso una famiglia, El Marugga Med, eccetera, eccetera. Alle ore 2:20 qui perveniva la formale e dettagliata richiesta di prendere contatti con la famiglia. Salto e vado alla pagina 2. Giova precisare che l'abitazione della famiglia, glielo fornisco intanto se mi vuole seguire per iscritto. Pagina 2. Giova precisare che l'abitazione della famiglia El Marugga in Letoianni, contrada San Filippo, è particolarmente difficoltosa da rintracciare in quanto è ubicata di spalla al torrente San Filippo. E data anche l'ora non certo propizia, si è dovuti setacciare in modo capillare l'intera zona. Ad ogni buon fine, alle ore 4 si riusciva a rintracciare la famiglia marocchina in argomento e resi edotti i genitori della minore, Elma Rug Mamed, nato, e Yazini Zara, nata,
Gli stessi riferivano di non essere in possesso dei documenti della figlia Karima, ma confermavano il rapporto di parentela. Nel corso degli accertamenti si constatavano le modeste condizioni sociali. Inoltre, ed alla specifica domanda se in qualche modo imparentati col presidente egiziano, riferivano di no. Il tutto veniva riferito alla questura. Sì. Come lei vede ci sono due dati, l'orario di arrivo, le 4, e il fatto che non avessero i documenti. Lei Sì. adesso ricorda? Sì, ricordo, corrisponde un po' a quello che ricordavo oggi, effettivamente, che non mi ricordavo del documento, forse ho confuso il documento con la denuncia, Ecco, con il discorso della denuncia di scomparsa. noi in pubblica udienza abbiamo sentito Landolfi, il Sì. quale colloca il contatto con la responsabile della comunità Glicine dopo aver avuto contezza che i documenti non erano disponibili, e quindi si chiama la comunità. E io ricordo, Lei che conferma? io ricordo che il contatto con la comunità da cui si era allontanata la ragazza è avvenuto prima. Lei ricorda questo? Io al momento ricordo che avvenne dopo l'una e mezza, qualcosa di... Però, comunque mi scusi- prima delle due noi dalla... Prima delle due noi sapevamo già dalla comunità che il discorso che le ho detto prima, ossia avevamo parlato con Landolfi parlò con la responsabile, le comunicò che aveva copia del documento, che non poteva fornirlo, ci descrisse la ragazza, ci disse insomma quando si era allontanata, e ci assicurò che, visto che era comunque tarda notte, non era possibile recarsi in comunità in quel momento, e quindi ci assicurò che l'avrebbe inviato la mattina successiva, cosa che poi ho saputo avvenne. Bene, l'ho ascoltata, ma se così fosse, che senso aveva allora, se lei aveva già avuto contezza che il documento era Infatti disponibile, era una cosa in mandare più. la polizia a casa dei genitori? Perché abbiamo fatto una cosa in più. Avete fatto una cosa in Sì. più, ho capito. Abbiamo cercato di fare tutto quello che in realtà avevamo a disposizione, nel senso che una volta che tu sai che è scappata da una comunità, sicuramente contatti la comunità, ma se sai che hai a disposizione un luogo di residenza dei genitori, sicuramente tenti di contattare anche i genitori. Poi il padre poteva anche decidere di eventualmente rivolere indietro la ragazza, cioè di rendersi disponibile a vederla riaffidata, cosa che poi non è avvenuta, nel senso che il padre ha detto assolutamente non ho né la voglia né le possibilità per poterla accogliere qui. Quindi abbiamo fatto un accertamento in più che secondo me non potevamo non fare, e che facciamo sempre, insomma. La famiglia fu informata del fatto che la minore avrebbe potuto essere affidata al consigliere ministeriale, tra virgolette, Nicola. Allora, non ricordo se le abbiamo detto questa circostanza, ma credo che il padre ci avesse già detto che non voleva saperne niente della figlia. Ho capito. Allora, dottoressa Iafrate, di tutti questi fatti lei ha sempre informato il capo di Sempre. gabinetto? Le risulta che il capo di gabinetto a sua volta abbia informato il questore? E io questo l'ho saputo, sì, credo in una delle ultime telefonate che aveva informato il questore, però non so se l'avesse informato di tutta la procedura. Lei ha avuto contatti anche con il suo capo diretto, il responsabile dell'UPG? Dottor Morelli, sì. Può riferire in che fase della serata si colloca questa comunicazione? Allora, e quale fu il contenuto? Io credo che Morelli fu avvisato da Ostuni, perché non lo avvisai io, infatti di questo mi fu anche fatta una colpa, nel senso che mi disse che dovevo ovviamente avere rapporti soprattutto con lui, che era il mio dirigente, e mi chiamò credo un 4-5 volte, ora non ricordo bene con l'esattezza, comunque mi chiamò sicuramente nella fase iniziale, quando ancora stavamo identificando la ragazza, perché parlammo del discorso del fotosegnalamento, cioè lui disse ma la nostra ovviamente prassi nell'identificazione, e mi ribadì un po' quella che era la prassi, anche perché considerava che ero arrivata da poco e potevo non saperla. Quindi mi disse cioè il PM che cosa vuole di più del fotosegnalamento, dell'identificazione completa, del fatto che si presenti una persona che è disposta e che ha tutte le carte in regola sostanzialmente per vedere affidata la ragazza. Sì, le parole esatte non le ricordo, però il senso era questo. Ma lei disse a Morelli della telefonata, o Morelli comunque sapeva della telefonata del Presidente del Consiglio, della Presidenza del Consiglio, assolutamente sì. dell'asserita parentela con Sì, tutto, sapeva tutto. Mubarak? Sì, credo. Lo sapeva perché già lo sapeva o glielo disse lei? No, lo sapeva già. Ripeto, fui ripresa perché non gli dissi niente in realtà, però successivamente ne abbiamo parlato. Però più che altro abbiamo parlato del discorso dell'identificazione, cioè lui diceva qual è il problema del PM in questo senso, cioè quali sono le perplessità, e discutemmo sulle perplessità, perché in realtà, ed effettivamente è quello che penso anche io, l'identificazione era, tranne appunto il discorso del documento che non aveva e non avremmo potuto avere, perché ripeto la fotocopia non vale ad un'identificazione certa comunque, c'erano
tutti elementi che ci portavano a dire assolutamente che l'identificazione era completata e che la persona che si era presentata in questura poteva essere la legittima affidataria. Quando arrivarono i documenti? Arrivarono poi i documenti della minore? Allora, io ho saputo il giorno successivo, io facevo il pomeriggio, quindi facevo il 13-19, ed ho saputo che arrivarono la mattina, perché io ricordo che trovai, mi pare, proprio la fotocopia del documento sulla mia scrivania. Quindi dopo il rilascio della minore? Sì, comunque. sì, dopo, la mattina. La mattina seguente. La mattina intorno, mi scusi se la interrompo, intorno alle 7 di mattina, perché me lo lasciò il collega che aveva fatto la notte, quindi faceva il turno mezzanotte 7. Attesa la delicatezza della situazione, visto che lei sapeva che comunque c'era stato un intervento autorevole della Presidenza del Consiglio, lei non ha ritenuto di favorire un contatto diretto tra il PM minorile, il suo capo, dottor Morelli o Ostuni? Sinceramente no, perché non lo facciamo mai, cioè io sono il funzionario responsabile del turno parlo come se parlassi il dirigente, cioè parlo a nome del dirigente in quel caso, rappresento il mio ufficio, quindi non mi fu chiesto né tantomeno io lo sollecitai, sinceramente no. I contatti con la dottoressa Fiorillo sono quelli che lei ha testé descritto? Sì. O ce ne sono stati altri? Ce ne sono stati vari, però non ricordo. No, in riferimento a questa vicenda, voglio dire. Sì, poi la tieni informata sul discorso dell'identificazione, che avevo fatto accertamenti comunque in merito alla Minetti, che si era presentata in questura, cioè la aggiornai un po' sulle fasi Nel corso di queste 2 telefonate che lei ha descritto? No, ci sono state più di 2 telefonate con la dottoressa Fiorillo. Telefonate dirette fra lei Sì, e la Fiorillo? io ci ho parlato solo io con la dottoressa Fiorillo, l'ispettore Colletti no, perché l'ho gestito io. Anche Landolfi. Sì, certo, no, come funzionario responsabile del turno soltanto io, non ci ha mai parlato l'ispettore Colletti. L'ultima finale disposizione che le dette la dottoressa Fiorillo in merito alla minore, quale fu? Prima che la minore fosse ovviamente rilasciata. Identificazione certa della ragazza e se possibile previa acquisizione del documento, quindi non del documento, di fotocopia del documento, quello che si poteva avere, comunque identificazione certa e accertamenti sull'identità della Minetti. Quindi eravamo rimaste che non sarebbe stata affidata alla De Concesao, o che sarebbe stata affidata alla Minetti solo previa identificazione completa. Quindi dottoressa Iafrate, lei in questa sede afferma che la dottoressa Fiorillo assentì, dette il consenso, sì, assolutamente sì, all'affidamento della minore alla Nicole Minetti, seppur a condizione che fossero acquisiti i documenti in copia. Se possibile l'acquisizione. L'ultima L'ultima telefonata però, per esattezza, io la feci per comunicarle che l'affidamento avvenne, ma non mi rispose la dottoressa Fiorillo e io non la richiamai. Però quello che avevamo stabilito era quello, dato che era un orario notturno, era molto tardi, il fatto che non mi risposi, io pensai starà dormendo, non la richiamo, tanto ormai quello che doveva essere fatto l'ho fatto, le carte comunque in procura arrivano, le vedrà poi successivamente. Benissimo. Lei il giorno dopo l'ha informata però dell'esito del... No, perché non mi compete. Io una volta che finisco il turno credo che di queste cose poi se ne debba occupare l'anticrimine, non è una cosa che compete più all'UPG. E lei ha fatto una relazione sui fatti alla dottoressa Fiorillo? No, perché non mi compete. Non le compete. Lei ha fatto una relazione dei fatti ai suoi superiori? Allora, io feci una relazione, sì, la notte stessa, che consegnai la mattina, dove descrissi i fatti, riprendendo tutti i punti, non delle telefonate, non dei punti più salienti sicuramente, però è perché mi ero interfacciata con i miei superiori che mi avevano dato disposizioni in tal senso, quindi mi sembrava una ripetizione, dire al dottor Ostuni che arrivò la telefonata sua che mi diceva di verificare e quindi feci una relazione abbastanza sterile. Sì, la conosco. Una relazione abbastanza... Cioè la fece per esattezza, la fece l'ispettore Colletti a mia firma. Cioè la firma il materiale estensore fu Colletti. Lei sì. Ovviamente la lesse sì, assolutamente. E la sottoscritta. Lei dice che non riferisce della telefonata della Presidenza del Consiglio, dell'asserita parentela con Mubarak perché erano elementi, come dire... superflui.
impliciti nei precedenti contatti, è corretta Sì. questa? Ma tutto doveva essere implicito, anche il resto, perché ovviamente Sì, ma questa... era tutto a conoscenza di Ostuni. Questa Perché mette no, quello perché e questa non relazione doveva essere mandata al questore, ecco perché. Però il questore sapevo che era stato informato di tutto, allora io feci una relazione, diciamo, non indicando nel dettaglio, proprio perché comunque la persona a cui la stavo consegnando era il dottor Ostuni, ma io parlai sia con Ostuni che con Morelli, quindi feci una relazione che poi doveva essere in realtà a persone che mi avevano indicato un po' quello che stava succedendo, con cui mi ero interfacciata tutta la notte, con cui avevo avuto molte telefonate, quindi mi sembrava inutile ripetere quello che mi avevano detto loro. Ma scusi, ma lei nel momento in cui ha avuto la certezza che la minore non fosse la nipote di Mubarak, Sì. che vi era una più che corretta perplessità del signor pubblico ministero presso i minori circa l'eventualità che la minore fosse affidata ad un terzo ed era sprovvista di documenti, per quale ragione non indica tutte queste circostanze estremamente pregnanti in questa relazione e seleziona o comunque indica altre circostanze puramente cronologiche, amputando nella narrazione dei fatti gli elementi più qualificanti? Guardi, non lo so, io ricordo che questa relazione è stata fatta alle 5:30 di mattina, dopo che avevamo passato un'intera notte a lavorare e probabilmente per stanchezza non abbiamo scritto tutto. Lei per Però stanchezza non c'era ha omesso- motivo per non dire le cose che tutti sapevano, tutti. Cose che avevamo fatto che tutti sapevano. Ma anche quelle questa tutte le sapevano. Sì, però questa relazione attesta l'affidamento che è avvenuto, cioè io attesto che ho affidato una minore a una persona. Nella relazione quindi rimane traccia della cosa più importante, cioè avviso al PM, affidamento della minore a chi, quindi nome e i dati della persona che si era presentata e basta. Non, è una relazione cioè una relazione interna, nel senso che un domani se mi vengono a chiedere che tipo di ruolo io ho avuto nell'affidamento, io sto dicendo che io, Giorgia Iafrate, perché comunque sono io che scrivo, ho assistito alle fasi più importanti che sono l'affidamento e l'avviso al PM. Poi per me non era importante dire ad Ostuni o a Morelli o al questore cose che loro già sapevano, perché io non le avrei mai sapute se non me l'avesse detto Ostuni, semplicemente per questo. E poi ricordo che c'era un'annotazione di servizio di Landolfi che poi invece parlava del fatto in sé, che non è una cosa che compete a me come funzionario del turno. Va bene, questa è la sua spiegazione, poi verrà valutata. Senta, Scusi, PM, per essere precisi, può ricordare la data di quella relazione? È del 28 maggio 2010. 28 maggio Sì, 2010. l'abbiamo redatta di mattina, 5:30 di mattina all'incirca. Il È inviata a? Il destinatario chi è? Destinata a chi? destinata al signor capo di gabinetto e al dirigente dell'ufficio prevenzione generale della questura di Milano. Gliela rapporto. Grazie. Te le passo intanto. Allora, una relazione datata 28 maggio 2010, oggetto relazioni inerenti alle circostanze dell'affidamento della minore, El Marug Karima Natai, domiciliata a Il, sprovvista di documenti di identificazione, al signor capo di gabinetto e al signor dirigente dell'ufficio prevenzione generale, sottoscritta dalla sola dottoressa Iafrate. Sì. Grazie. Il dottore Ostuni e il dottor Morelli presero ovviamente cognizione di questa relazione che lei gli ha dato. Le chiesero un'integrazione? No. Rilevando la mancanza di circostanze rilevanti? No, io parlai con... allora, il dottor Morelli credo che in quel periodo fosse in ferie, non c'era fisicamente, ritornò però quella mattina, quindi quando io poi ho fatto il pomeriggio sono andata da lui. E lui mi ha chiesto un po' spiegazioni orali di quello che era avvenuto per completezza, chiedendomi insomma che fosse stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, cioè come avevamo operato, che tipo di... perché si preoccupava più che altro, ricordo, del fatto che io fossi nuova, quindi voleva capire che cosa avevo fatto e come l'avevo fatto, però insomma avendo come riferimento l'ispettore Colletti che è molto anziano non c'è stata una grossa preoccupazione. Quindi parlai oralmente con Morelli e gli raccontai tutto, però non mi fu chiesta un'integrazione. La risposta è non mi fu No. chiesta un'integrazione. Le risulta che sia stata redatto un altro appunto in merito alla vicenda di El Marug Karima? Allora, tempo dopo mi fu chiesto di contribuire a redigere un atto che doveva andare a Roma,
non so chi però, una comunicazione più che altro della vicenda, penso dopo che venne fuori tutto a livello mediatico, ci chiesero insomma di descrivere un pochino quello che era accaduto, quindi diciamo che fui chiamata a ripercorrere, proprio perché io ero insomma la protagonista di quanto avvenuto, i passaggi della nottata. Lei poi ha letto questo appunto, dottoressa Iafrate? No. Sa se in questo appunto si faceva riferimento alla chiamata della Presidenza No, del Consiglio? no, non l'ho letto. Mi fu chiesto solo di raccontare di nuovo quello che era accaduto, però l'appunto non l'ho letto. Non lo so. No, non l'ho redatto io. Sì, ma il contenuto, voglio dire. No, il contenuto, io ho riportato esattamente quello che ho detto a lei oggi, c'è tutta la procedura seguita, però non l'ho mai visto questo appunto, non so che cosa fu scritto. Senta, lei sa se nel corso della serata e prima dell'esito ovviamente della stessa si fece un tentativo per consentire alla minore di prendersi dell'abbigliamento a casa sua in via Villoresi? Quello all'inizio, sì, Landolfi andò con la minore, però credo che non trovarono nessuno, se non ricordo male. Non lo so che lei non... Qual era la ratio, la ragione di questa andata in via Villoresi per l'abbigliamento? Perché a volte cioè comunque quando un minore non ha niente chiede di essere accompagnato in casa, tra l'altro, allora il motivo in realtà molto spesso si accompagna in casa un minore perché si spera di trovare un documento, quello è il primo passaggio, la volante è messa a disposizione anche per quello, se avessimo trovato il documento non l'avremmo nemmeno accompagnata in questura, però io credo che quella volta mi chiesero se era possibile, o a me o alla collega smontante, non ricordo, se era possibile andare a prendere l'abbigliamento per poi giungere in questura. Noi abbiamo la comunicazione registrata, dico noi, parti processuali e ovviamente in primis il Tribunale, tra Cafaro, Hermes e la dottoressa Fiorillo, sì. In cui si dà atto che l'iniziale disposizione della dottoressa Fiorillo fu quella che, se non vi fosse stato posto in comunità, la ragazza avrebbe dovuto essere trattenuta in questura sino alla mattina successiva, esatto, per poi cercare una comunità anche eventualmente al di fuori della provincia dove collocarla secondo le prassi di rito. Lei sa pertanto se l'invio della volante con a bordo la minore verso il domicilio fosse finalizzata a consentirle di acquisire il necessario per Sì, per acquisire l'abbigliamento, altro abbigliamento per poi essere portata eventualmente in comunità. Comunità. Però non credo che non ci fu nessuno, non c'era nessuno in casa, o comunque non vennero con nessun tipo di borsa o se non ricordo male, però lo fece Cafaro, quindi non. Allora, quando arrivò il consigliere Minetti in questura? Lei lo ricorda? Come orario, dice lei? Mezzanotte e un quarto, su per giù, quello fu l'orario. Quando il consigliere Minetti, lei ne rileva la presenza in questura, la minore era già arrivata o doveva ancora arrivare? Sì, era arrivata. Io andai dalla Minetti con la minore. Con la minore. Allora, andai giù proprio per verificare se si conoscessero o meno le due persone. Prima di arrivare all'incontro Minetti-minore, lei parlò con la signora Minetti? No. Lei non ha parlato prima con No. La signora Minetti era sola o era accompagnata? Sola, però giù c'erano altre ragazze, ma non vennero insieme, mi fu detto. Io ricordo solo la De Conceição, le altre sinceramente non le ricordo. Non ricordo nemmeno i volti perché non ebbero un ruolo nella vicenda. Lei ha assistito all'incontro fra la Minetti e la minore? Sì. Che cosa si dissero? Si sono abbracciate e Karima piangeva perché voleva andare via, era spaventata, insomma non voleva stare in questura perché non è proprio un ambiente per una minore, ecco, nemmeno per un maggiore, però figuriamoci per una minore. E credo che fece riferimento al fatto che l'avesse chiamata comunque poco prima, qualcosa del genere. Comunque si conoscevano. Conoscevano, si abbracciarono. Lei ricorda se la minore aveva il cellulare quella sera? Sì, l'aveva, perché noi a chi non è indagato o arrestato lo lasciamo. Quindi lei afferma che quella sera El Maru Karima avesse il cellulare? Sì, ce lo aveva. Senta, lei chiese alla Minetti in che modo si sarebbe occupata della minore, come avrebbe io chiesi affidamento? No, perché non è io una volta che ho la disponibilità, lei mi disse che era disposta assolutamente a prendersi carico, ad essere responsabile di questa ragazza, e mi ricordo che mi feci lasciare anche il numero di cellulare della Minetti quando poi andarono via, però quindi questa è una cosa successiva, perché proprio in attesa del successivo esito, che era quello dell'invio, ho detto comunque per qualsiasi problematica dovesse subentrare, almeno abbiamo un telefono di riferimento, e quindi l'avremmo potuta ricontattare, e lei assicurò che si sarebbe riportata poi in questura per qualsiasi ulteriore accertamento che si dovesse
si fosse ritenuto opportuno dover fare. Lei, dottoressa Iafrate, nella richiesta di accertamenti che fa al commissariato di Taormina, di cui le ho dato lettura e mostrato il documento, che è quello che ho utilizzato prima, delle ore 2:20, dice che la minore verrà materialmente ricollocata presso il domicilio della De Conceição e formalmente affidata, poi lei si è spesa nella natura del vincolo giuridico, al consigliere Minetti. Furono fatti accertamenti sulla affidabilità della De Conceição, visto che materialmente la minore, per quello che lei scrive, tornava a vivere lì? Ma guardi, io ricordo che forse non ricordo se abbiamo fatto il terminale della De Conceição, sinceramente. Ricordo che abbiamo fatto accertamenti sulla Minetti. Quindi facciamo accertamenti sulla Minetti. Ricordo che questo discorso del consigliere ministeriale ce lo chiarì anche lei, nel senso che io le chiesi come mai fosse stato utilizzato il termine ministeriale. Lei disse no, sono regionale. Poi tra l'altro corrispondeva il fatto che fosse della lista Formigoni. Ricordo che insomma ci accertammo di questo, e lei disse che aveva assolutamente una condizione di vita per cui poteva assolutamente prendersi cura della ragazza, contribuire ai bisogni della ragazza, e basta. Poi il fatto che fosse ricollocata in via Villoresi abitandoci la ragazza, per noi comunque era non ci creava alcun tipo di problema, perché poi ripeto, una volta che noi affidiamo ad una persona responsabile, la persona responsabile può anche dire può anche esercitare un tipo di vigilanza che ritiene opportuno, non siamo noi a doverlo indicare. Ho capito. Dottoressa Boccassini. Dottoressa Iafrate, buongiorno. Alcune precisazioni di quello che gli dovrebbe competere, quindi cominciamo da queste precisazioni. Lei mi riconferma che era... Tutto a posto con Prego. la registrazione? Lei mi conferma che aveva preso servizio come primo incarico da una decina di giorni, proveniente dalla scuola, dalla vostra scuola? Sì, effettivo in quel turno 10 giorni, però uscita dalla scuola da un paio di mesi. Quindi possiamo paragonarlo al nostro uditorato giudiziario con funzioni, alla sua prima esperienza. Sì. Tant'è che lei mi conferma quello che ha precisato nel corso della sua testimonianza, che correttamente e giustamente chiedeva anche aiuto sulle varie fasi ai collaboratori che lei aveva a disposizione, che erano in quell'ufficio da molti più anni. Per esempio Colletti. Solo a lui. Ho chiesto solo a lui, perché ha fatto bene a chiederlo, non era... Sì, no, nel senso volevo soltanto questa conferma, dottoressa. Sì. Mi sono consultata con lui su alcune cose tecniche che io non conoscevo, procedurali. Senta, dottoressa, io vorrei evidenziarle una scadenza documentale della notte a questo punto del 28 maggio. Lei ha una prima telefonata, diciamo che ci sono state quelle precedenti, ma occupiamoci con il pubblico ministero di turno, dottoressa Fiorillo, quindi a partire dopo la mezzanotte. Quindi noi abbiamo un prima contatto documentato alle ore 0:34 per 255 secondi. Dopodiché vi è una conversazione alle ore 0:39 e 25, quella precedente, Presidente, e al teste mi rivolgo, con la dottoressa Fiorillo, e alle 0:34.50 di 477 secondi. Poi ve n'è una terza alle ore 0:59 tra lei e il dottor Ostuni di 107 secondi. Poi abbiamo l'ultima telefonata che risulta tra lei e la dottoressa Fiorillo del 1:03.30 di 895 secondi. Quindi fermiamoci a questa scadenza. Riassumo, Presidente, per la teste quello che lei ha dichiarato, e cioè che ha avuto contatti con la dottoressa Fiorillo che gli ha dato degli input.
e quindi i documenti, una certa identificazione e poi il discorso del consigliere ministeriale. Allora, la prima cosa che le chiedo, visto che sono cose che le competono, lei sa che le disposizioni di un pubblico ministero per voi sono ordini? Certo, dipende in che ambito. Partiamo da una cosa che siamo d'accordo tutti Dipende e in due. che ambito. Fin quando rimane in vigore questo codice? Sì, ma ripeto, bene, lei dipende riceve in che disposizioni ambito. e quindi le deve ottemperare a quello che le viene disposto dal pubblico ministero. Dipende in che ambito. È così, È dottoressa? così, ma Iafrate? dipende in che ambito. In questo specifico ambito rientra nei miei poteri di polizia giudiziaria quello di ritenere, di pubblico ufficiale, di ritenere di valutare quale sia la soluzione più opportuna e migliore per una minore che sicuramente non è legale che stia presso le camere dei fermati. Quindi fino alla mattina successiva. Non è né sicuro né tantomeno previsto. Quindi con questo lei, anticipando evidentemente le mie ulteriori domande, mi sta dicendo che lei in generale, in questo caso specifico, ha ritenuto che le disposizioni date da un pubblico ministero potevano essere disattese se andavano contro l'interesse in quel momento di quel minore? No, a me sembra così di aver inteso. A questa domanda, perché non è così, non ha mai risposto in questo modo. Beh, a me sembra di aver capito così. Sì, lo chiarisco. Non ho detto questo. Ho detto che rientra nei miei poteri di pubblico ufficiale quello di gestire una situazione come può essere quello di trattenere una minore in questura che non sarebbe stata trattenuta in una condizione consona né sicura, perché la responsabilità, se fosse successo qualcosa alla minore, sarebbe stata del mio personale che era presso le camere dei fermati. Non è scritto da nessuna parte che una minore possa essere trattenuta presso le camere dei fermati, ma che debba essere affidata in comunità o una terza persona. Io di fronte a, mi scusi se la interrompo, di fronte a decidere se lasciare la minore in una condizione non sicura e di fronte al decidere di lasciare la minore ad una consigliere regionale votata dal popolo italiano, io ho ritenuto opportuno fare questa seconda cosa. Quindi lei si sta riferendo al caso specifico, Assolutamente ho capito sì. bene. Quindi Ma se lo facciamo tutti i giorni queste valutazioni. Dottoressa Iafrate, in questo momento a me non interessa quello che lei fa tutti i giorni, a me interessa e ho il diritto di fare le domande rispetto a quella notte, perché lei è stata una delle protagoniste di quella situazione. Quindi le chiedo, lei quindi ha disatteso le disposizioni del pubblico ministero, dottoressa Fiorillo? No. Non l'ho disattese, perché le disposizioni della dottoressa Fiorillo sono cambiate in itinere, non erano più quelle di affidiamo solo alla comunità, non ci sono altre possibilità, ma era affidiamo alla comunità come prima ovviamente decisione, che è quella che comunemente viene presa, ma di fronte ad una seconda via alternativa si valuta la seconda via. In accordo con la Fiorillo ho affidato la minore. Dottoressa Iafrate, la interrompo perché io non le ho chiesto precisazioni rispetto al prima, io le ho chiesto spiegazioni rispetto al dialogo che per me è sancito in un documento, ma ovviamente non abbiamo il contenuto, il primo di ben 255 secondi e il secondo di 895 secondi con delle telefonate in mezzo brevissime, quindi è una sequenza matematica 1, 2, 3, 4 con il dottor Ostuni. Quindi non mi rivenga a dire, perché io so benissimo, e lo sa anche lei, che a luna di notte già si sapeva che non v'era posto in comunità e vi erano state ulteriori circostanze che scattano nel momento in cui al dottor Ostuni... La domanda pubblico ministero. Vorrei che fosse capita bene la domanda da parte del test. Fatte queste premesse. Fatte queste premesse, quindi lei in queste due conversazioni, la prima e la seconda, perché ha dovuto telefonare 2 volte alla dottoressa Fiorillo e che cosa per tanto tempo avete parlato? Perché le ripeto, i minuti sono tanti. Assolutamente sì, abbiamo parlato proprio di quello che comunque degli accertamenti che io facevo, quindi dell'esito degli accertamenti, del fatto che dovesse essere identificata la ragazza, del fatto che si fosse presentata la Minetti, del fatto di tutti gli accertamenti che dovevano essere fatti per seguire questa seconda via alternativa, perché è vero che la dottoressa Fiorillo parla di comunità all'inizio e qui con gli assistenti Cafaro e Landò,
Rodolfi, ma con me si parla di una seconda possibilità, che è quella dell'affidamento alla Minetti soltanto se. Quindi le telefonate sono lunghe, perché io ovviamente le riporto quelli che sono gli accertamenti che io ho fatto, e io non sento di aver disatteso nulla di quello che mi ha detto la Fiorillo, perché quello che mi ha detto la Fiorillo è in linea con gli accertamenti che ho fatto io. Quindi se lei mi chiede ha disatteso, no. Dottoressa Iafrate, lei è stata lei a dirlo, ma risulta anche da altri documenti, che la dottoressa Fiorilli aveva chiesto, e quindi questa è una disposizione del pubblico ministero, una identificazione precisa della minore e che fossero recuperati i documenti. Lei Se possibile. No, lei non mi può interrompere quando io faccio una domanda, anche perché se no non mi può rispondere. Sta rispondendo. No, ma non è un ma io non problema. avevo ultimato la domanda, avvocato Ghedini. Allora, a fronte di questa disposizione, visto che lei ha avuto i documenti e i risultati alle 4 di notte, per quale motivo e chi le ha detto di affidare alle 2, come risulta da un documento, la minore alla signora Minetti? Opposizione alla domanda da parte della difesa di La l'onorevole domanda Silvio. è ammessa. Prego Non vuol di sapere rispondere, nemmeno le dottoressa. ragioni, scusi, il Tribunale, lei non vuol sapere le ragioni Ma dell'opposizione. certo, avvocato, Ne prendo ci atto. mancherebbe. Ne Avevamo prendo atto. No, compreso. lei ha già ammesso la domanda. Risulta verbale, È basta. un'ordinanza, avvocato, come lei sa e ha no. chiesto più volte, è No, sempre prendo atto che revocabile. lei non ha nemmeno aspettato che io esponessi le ragioni della mia posizione. Grazie. Se ritiene di farlo, avvocato, No, siamo non qui ritengo di farlo qui. a posto. No, ma rispondo tranquillamente. La richiesta della dottoressa Fiorillo era l'invio dei documenti se possibile. Se possibile, sottolineo. L'invio dei documenti era fotocopia di un documento che, ripeto, per noi vale 0. E comunque l'invio è avvenuto la mattina, ma per noi, se anche l'avessero inviato la sera, non sarebbe cambiato nulla. Per me, come pubblico ufficiale, l'identificazione della ragazza era assolutamente certa. Sapevamo chi fosse, da dove si era allontanata, dove erano i genitori, che tipo di esercizio, cioè che tipo di vigilanza, che tipo di affidamento andavamo a fare. Avevamo fatto tutti gli accertamenti che secondo me, secondo una mia valutazione di pubblico ufficiale, dovevamo fare. Allora, quindi per questo mi scusi, benissimo, non visto abbiamo che disatteso. apprezzo molto che una persona appena arrivata ha tanta sicurezza, mi riferisco a lei nel 2010, allora le dico, questo non è no, modo di fare domande, è un ritiro, apprezzamento, avvocato posizione. Ghedini, ritiro immediatamente. Allora lei no, perché la invidio, perché ai miei tempi, quando ero di giudizione, non avevo queste certezze. Detto ciò, consentitemi una battuta. Dottoressa Iafrate, ma visto che lei con tanta certezza dice già identificata, sicurezza, eccetera, per quale motivo allora non l'ha liberata prima dell'una? Perché la Minetti risulta documentalmente che era già pronta a ricevere la minore in questura. Avevate già fatto il fotosegnalamento, già sapevate che non era la nipote di Mubarak, già sapevate che si chiamava in tal modo. Allora mi spieghi le ragioni per le quali, atteso che le sta dicendo che non è bello tenere un minore in questura per tanto tempo, perché non l'ha liberata prima? Perché visto che, come dice lei, era la responsabile quella sera della sì, situazione. Perché ho voluto completare tutti gli accertamenti possibili che io potevo fare, perché dato che parlando anche con il consigliere regionale Minetti, io ho detto finiamo tutto, completiamo tutte le attività che dobbiamo compiere, dopodiché se non nulla osta comunque al rilascio, la rilasciamo, basta. Quindi ho preferito semplicemente aspettare l'esito degli accertamenti che stavamo facendo. L'unico che non era possibile aspettare prima dell'indomani era l'accertamento per il discorso dell'invio del documento, però chiesi alla Minetti di tenersi a disposizione laddove ci fossero state delle esigenze. L'invio del documento, però ripeto, era un elemento in più, ma non poteva mai assumere a valore di certezza. Poi il discorso, sicuramente mi sono interfacciata con il mio collega per valutare ovviamente a livello pratico. Quale collega? Con l'ispettore Colletti, perché comunque pensavo che si riferisse al dottor Ostuni, no, suo assolutamente, diretto superiore, no? assolutamente. Il collega è... Credo che il dottor Ostuni a livello tecnico non sappia nemmeno che sono queste le procedure che si seguono all'UPG, perché non credo che ci sia mai stato, quindi non sa nemmeno lui. Però sicuramente quello che era la mia preparazione ovviamente non era una preparazione di una persona che, come ad oggi, magari ha fatto 2 anni, ero appena arrivata, per cui i tempi sono stati molto lenti anche in ragione di quello.
Tutto qua. Però, ripeto, io ho aspettato semplicemente perché volevo che le cose venissero fatte in un certo modo. Ma la dottoressa Fiorillo non le aveva dato come input oppure sì, come disposizione anche che voleva che i genitori fossero messi al corrente? Visto che questo si prevede, e lei dovrebbe saperlo, che quando un minore viene affidato come prassi non ai genitori o amici o conoscenti, sempre con il consenso dei genitori. E non era per questa la ragione anche che si è mandata una volante alle Toiani, ma che purtroppo è andata a vuoto perché era stata già rilasciata la minore? E guardi, io le posso dire con certezza che quando un minore scappa dalla comunità noi avvisiamo la comunità. Non No, avvisiamo... io voglio sapere di questo Io ho avvisato caso. le Toiani perché è stato assolutamente una cosa in più che abbiamo fatto, potevamo anche non farla. No, ma forse mi sono spiegata no, non ho male, capito allora. Presidente. Era se il pubblico ministero Sì. Fiorillo le avesse detto di contattare i genitori. No, non ricordo sinceramente se me lo disse la Fiorillo di contattare i genitori, non lo ricordo. Credo che fosse stato un nostro input perché comunque era una cosa fattibile, abbiamo detto proviamo a chiamare le Toiani, intanto magari ci dicono che non è Taormina, magari ci dicono che non è assolutamente possibile farlo oppure che non risulta quel luogo di residenza, perché spesso capita che ci siano delle indicazioni sbagliate, quindi potevano anche non trovare nessuno. Però per noi è stato un accertamento in più, ma al momento sinceramente non era il valore, cioè l'elemento fondamentale per l'affidamento, perché ripeto, anche se il padre avesse detto sì, rivoglio mia figlia con me, comunque in quella circostanza, in quel momento l'avremmo dovuta affidare o in comunità o a qualcuno, o trattenerla in questura. Senta, siccome lei sta appunto dicendo che non era, comunque non avrebbe, allora perché sono stati spesi denaro dello Stato per portare una pattuglia fino alle Toiani, se lei già sapeva che tutti questi accertamenti lei non avrebbe fatto l'uso, perché il suo obiettivo era quello di rilasciare un minore che era meglio che non restasse per tanto tempo? Perché il mio scrupolo era comunque avvisare i genitori. No, ma rispondo tranquillamente perché il mio scrupolo era Ma è comunque... contraddittorio rispetto a quello che ora No, mi scusi, ma non credo che lo sia, semplicemente per un motivo, perché il mio scrupolo è stato quello di, abbiamo dei genitori che comunque possono essere avvisati, li avvisiamo, non che fosse la condizione fondamentale per l'affidamento, perché se anche il padre, ripeto, ci avesse detto voglio che venga riaffidata a me, sarebbe potuta essere riaffidata soltanto il giorno successivo e non in quel momento. Quindi ripeto, gli accertamenti che sono stati fatti non sono stati fatti sprecando denaro dello Stato, secondo me, né sprecando tempo, perché intanto per me, a giudizio mio personale, umano, nemmeno di pubblico ufficiale, semplicemente era giusto avvisarli, se possibile. Tutto qua. Senta, lei risulta sempre dai documenti, ha ricevuto quella sera tantissime telefonate incrociate o dal dottor Ostuni o dal suo dirigente, il dottor Morelli. Quanto tempo? Lei gli è capitato altre volte nella sua carriera, che è molto, devo dire, di breve nomina, una circostanza del genere? Tutte queste telefonate? Non a questo livello, ma parecchie sì, soprattutto quando ci sono problemi di ordine pubblico. Quando stavo alle volanti parlo, Ora no, ora no. Insomma, allora, dottoressa Iafrate, lei dice, io sin dal primo momento, anche perché non ho mai pensato che potesse essere la nipote, tant'è avrei attivato le procedure certo, che gli competevano, e cioè il consolato e quant'altro. Poi ha avuto la conferma dalla stessa minore che non vi era nessun tipo di parentela, e quindi era una procedura di tutta normalità. O lei pensa che nei confronti di una persona minore tutta questa attivazione fosse una cosa speciale? Al momento sinceramente non me lo sono chiesto tanto, perché non avevo termini di paragone. Sicuramente dopo i 2 anni posso dire che siamo stati anche troppo scrupolosi, posso dire questo, perché molto spesso i canali che si attivano sono questi, ma in termini abbastanza brevi, nel senso che però è una valutazione soggettiva, nel senso che io fino a quando sono stata all'UPG, quindi parlo del mio ruolo e del mio, diciamo, di come ho scelto di operare io, ho cercato sempre di affidare un minore
alla persona che si presentava, valutando chi fosse. L'estrema ratio è lasciare la persona in questura, ma io ne faccio una questione di sicurezza per tutti quanti, quindi per il minore ma anche per i miei, che non è giusto che debbano vigilare una cosa che non compete loro, sinceramente. Quindi questa però è una valutazione mia soggettiva nel modo in cui ho scelto di operare come funzionario di polizia. Per il discorso delle telefonate, stando in centrale operativa ne arrivano tantissime. Io sto parlando di quella sera e telefonate che lei riceve in piena notte da due persone che vengono svegliate. Da un lato abbiamo il capo di gabinetto, dall'altro il suo dirigente dell'epoca, il dottor Vito Morelli. Se lei mi chiede se io poi in generale non faccio mai, non mi interessa. Se lei mi chiede se è successo poi successivamente di ricevere cose simili, tipologie di telefono, cioè un quantitativo di telefonate simili, io le posso dire che il capo di gabinetto spessissimo chiama, e anche numerose volte, per un discorso di problematiche di ordine pubblico, per chiedere di velocizzare accertamenti perché si ritiene che siano particolarmente importanti, però una situazione simile a quella di quella sera sicuramente non l'ho vissuta più. Questo lo posso dire. Quando le fu detto che era arrivata una telefonata da una situazione istituzionale che è Presidenza del Consiglio, ma lei chiese chi della Presidenza del Consiglio avesse detto una cosa importante in quel momento, che forse si trovava in questura, non ho terminato la domanda, la nipote di un capo di Stato, Mubarak? No, non lo chiesi. Come mai? Per inesperienza o perché non lo riteneva importante? Probabilmente ad oggi lo chiederei, perché sono molto più addentrata, diciamo, magari anche una maggiore confidenza con... Quindi eri inesperta in quel momento, questo ci sta dicendo? Non ci pensa... No, inesperta, se lei intende per inesperta il fatto che non conoscessi le procedure, sì, sprovveduta no, sono due cose diverse. E quindi come, non ho capito come spiega il fatto che lei non ha inteso chiedere, visto che era la persona da cui dipendeva, diciamo, la sorte di questa minore, chi della Presidenza del Consiglio avesse chiesto notizie e avesse dato una notizia così importante circa la parentela con un capo di Stato? Perché dato che la notizia mi fu data dal mio capo di gabinetto, solitamente, capo di gabinetto, non ho ritenuto sinceramente in quel momento di dover fare a lui delle domande in merito a chi fosse piuttosto che non, perché per me lui parlava della Presidenza del Consiglio, quindi già io ho dato un valore e un'accezione importante alla notizia, quindi che fosse il Presidente del Consiglio piuttosto che un ministro, piuttosto che non mi cambiava la sostanza della cosa, sinceramente. Quindi non l'ho chiesto per quello, probabilmente ad oggi perché sono più addentrata, ho più esperienza, lo chiederei anche di più, però inesperta per le procedure sì, però sprovveduta nel senso no, assolutamente. Senta una cosa, dottoressa Iafrate, ma lei poi ha chiesto al dottor Ostuni o al dottor Morelli che non vi era nessuna parentela e che addirittura la stessa minore l'aveva escluso? Sì. A chi dei due o a tutte e due? A Ostuni sicuramente, anche a Morelli. Sì, non lo ricordo con esattezza, non ricordo con esattezza la telefonata, ma assolutamente sì, perché comunque telefonò all'inizio quando stavo proprio informando di queste cose Ostuni, quindi non escludo che l'abbia detto anche a Morelli. Se non gliel'ho detto io, comunque gliel'ha detto Ostuni, lo sapevo. Nelle tante telefonate quindi che avete avuto, il dottor Ostuni o il dottor Morelli le comunicò che avevano detto alla Presidenza del Consiglio che non v'era nessuna parentela tra un capo di Stato e la minore? No, e non lei lo ricordo. Non ha chiesto nulla? Se ho chiesto se l'avessero detto a Roma? Perché la notizia era vera, naturalmente... No, a me interessa, non competeva, cioè sinceramente al momento non mi competeva. Non le competeva, è una delle cose che non le competono. Chiedere se Roma sapesse non mi competeva, competeva e interessava a me sapere io che non lo fosse parente. Non mi cambiava che Roma lo sapesse, cioè... Io ho dato, tra l'altro, per scontato che l'avrebbero detto. Quando dice Roma, perché sa, Roma, vedendo un funzionario di polizia, uno può intendere, non so, Roma, Ministero dell'Interno. Quindi è meglio che lei precisi sempre Presidenza del Consiglio. Sì, no, non l'ho chiesto. Separate. Sì, assolutamente. Roma, noi, perché quando diciamo chiamiamo Roma, magari diciamo chiamiamo il Dipartimento, la intendo in questo modo, ecco. Però non lo chiesi perché non ci pensai in quel momento. Però a me interessava in quel momento per noi sapere che non lo fosse, altrimenti, appunto, come ha detto lei, avremmo dovuto attivare altri canali. Senta, per tutto il tempo che lei è stata all'UPG, quante volte ha redatto una relazione di servizio per il suo dirigente?
Per il mio dirigente più volte. Sì. No, di un fatto che era successo Più volte. Più volte. per fatti interni miei dell'ufficio, sicuramente, sì, più volte. Vuole parlarcene? Non lo so, ne posso anche parlare, però su interventi di volante. che comportavano una certa delicatezza, per cui lei, per tutelare se stesso o altri, ha inteso porlo, non lo so, non so di che cosa si tratta. Ma io non è che ho fatto una relazione per tutelare me stessa, io ho fatto una relazione che mi è stata chiesta. No, io non le sto parlando di questo non l'avrei caso, nemmeno le fatta. sto parlando di altri casi. Lei ha detto, è capitato... Sì, e relazioniamo solitamente per segnalare qualcosa che vogliamo portare all'attenzione del dirigente, delle anomalie, delle richieste, piuttosto che dei disservizi, piuttosto Quindi che questioni delicate, questo intendo. sicuramente se relazioniamo Non è che questioni- lei deve relazionare ogni giorno No, smontante di assolutamente. turno. Ecco. Lei l'ha inteso fare con la relazione, benché sapeva perfettamente che sia Morelli, sia Ostuni, sia il questore ne erano al corrente. Quindi ha messo per iscritto per sommi capi quello che ma ha omesso qualsiasi riferimento alle telefonate con la Presidenza del Consiglio e qualsiasi accenno alla nipote di Mubarak. Lei ha già risposto, ma io vorrei che fosse più precisa, perché sinceramente non ho ben capito perché lei non l'abbia scritto. Guardi, io innanzitutto posso dirle che per la relazione io non avevo nemmeno pensato di farla, perché e probabilmente non l'avrei fatta se l'ispettore Colletti non mi avesse detto guardi, comunque scriviamo 2 righe, ma sarebbe rimasta una cosa nostra interna, quindi non sarebbe andata a nessuno. Mi fu chiesto dal dottor Ostuni di fare questa relazione, se no non l'avrei, appunto, ripeto, nemmeno fatta. Il fatto che mi fu chiesto dal dottor Ostuni mi ha portato a non scrivere quelle cose che proprio Ostuni mi aveva detto di fare, cioè nel senso il discorso della Presidenza del Consiglio che avesse telefonato, il fatto che si chiedeva di affidarla alla consigliera Minetti. Sono cose che io non ho scritto semplicemente perché Ostuni mi chiedeva quella relazione, quindi per me sarebbe stato superfluo scriverle. Cioè, ad oggi probabilmente le scriverei, ma lì per lì non gli ho dato quell'importanza che sinceramente Quindi, ad oggi può venire fuori. Devo dire che, scusi, posso dire che la sua, ovviamente poi ognuno farà le proprie, il pubblico ministero, lei il Presidente, ma lei ha una sicurezza incredibile su certe situazioni che avrebbero dovuto, e dall'altro dice non ci avevo pensato, oggi ci penserei. Sono Ci vuole spiegare per quale motivo lei non li ha messi per iscritto? Non ci ha pensato, non è una risposta. Perché, allora, se avessi reputato io di fare questa relazione, avrei probabilmente scritto tutto, ma dato che l'input di scrivere la relazione è venuta dal dottor Ostuni, non ho scritto esattamente quelle cose che riguardavano lui, mentre il discorso dell'affidamento, quello l'ho scritto, ma sinceramente scrivere mi ha telefonato il dottor Ostuni alle ore, mi ha telefonato il dottore alle ore, quando quella relazione è diretta a lui, cioè, ripeto, l'ho dato come scontato, che lui lo sapesse, d'altronde provenivano da lui. Ne prendo atto, non ho più domande. Presidente, mi scuso se mi devo allontanare, ma ho un tribunale di libertà che mi sta chiamando. Grazie, arrivederci. Possiamo fare magari 10 minuti prima del controesame. Penso anche le carte. Sì, scusi, no, credevo che lei avesse ancora delle domande. No, dunque, allora, per quanto riguarda il controesame, buongiorno dottoressa, io ho un'unica precisazione da chiederle, cioè se nelle telefonate che sono intercorse tra lei e il dottor Ostuni e tra lei e il dottor Morelli, il dottor Ostuni o il dottor Morelli le abbiano chiesto nell'ambito dello svolgimento delle operazioni che lei stava compiendo per l'identificazione e poi l'eventuale affido di Karim El Mahroug, di non rispettare una o più regole di quello che era la procedura da seguire. No, io non ho nessun'altra domanda, grazie. Per quanto riguarda l'esame diretto, la difesa chiamerà la teste, che è teste comune, dopo discussione dei testi della pubblica accusa e secondo l'ordine che questa difesa preferirà a suo tempo. Grazie Presidente. Il Tribunale si riporta l'ordinanza già emessa. Prego, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Pochissime domande, dottoressa. Innanzitutto lei ha detto di avere
partecipato all'incontro fra il consigliere Minetti e Sì. la minore. Sì. Le due si sono salutate e abbracciate. Sì. Lei in quei frangenti o comunque nel corso della serata ha avuto modo di parlare direttamente con la minore El Marouk Karima? Precedentemente? Sì, Le sì. disse qualcosa El Marouk della sua vita, qualsiasi cosa? No, mi ha detto soltanto che le sarebbe piaciuto entrare a far parte del mondo dello spettacolo, che lei ballava la danza del ventre che l'aveva imparata quando era piccola e che le sarebbe piaciuto ballare in televisione. Perfetto. Senta, quando lei ha detto che aveva il cellulare, Ruth, Sì. le fece vedere per caso se aveva il numero del consigliere Minetti, cioè se la No, questo non le risulta? non mi ricordo, ma credo di no. Credo di no. Però la Minetti mi disse che aveva il numero della minore. Perfetto. Senta, e per quanto invece concerne la signora De Concesao, Michelle, Sì. lei ha avuto modo di parlare con lei? Ha parlato, era stata sempre presente con tutte, no? Personalmente soltanto con lei no. Soltanto Da con lei? parte no. Ma soltanto anche alla presenza No, di no, Tensi? no, Lei no, non no. ha parlato di No, questo? ho capito che era la coinquilina, Sì. però diciamo che il rapporto, quello che ha detto la De Concesao con la minore, sempre davanti a me ovviamente, è stato dai su che insomma tra un po' finisce tutto, non ti preoccupare, perché la minore era un pochino preoccupata, piangeva spesso e quindi cercava di tranquillizzarla, però non si sono affrontate altre. Ecco, ma questa preoccupazione della minore che piangeva spesso da che cosa nasceva? Dal fatto che fosse in questura, fosse stata accompagnata in questura. Dal fatto che fosse in questura. Senta, lei sa se la minore è stata fermata successivamente al 27 maggio 2010 in un'altra circostanza? L'ho saputo, sì, l'ho saputo. Ecco, ma come lo ha saputo? Perché comunque è stata fermata, è intervenuta una volante e ovviamente insomma nella gestione degli interventi, anche se non l'ho gestito io direttamente, poi successivamente ne ho preso conoscenza, perché le annotazioni rimangono a disposizione, gli interventi poi vengono comunicati. Quindi ne ha preso conoscenza nel circuito Del lavoro. Ecco. Sì. Lei sa se il dottor Morelli e il dottor Ostuni furono informati di questo secondo, tra virgolette, fermo della minore? Sì, l'ho saputo sempre nell'ambito del lavoro, del fatto che contattarono la Minetti, che non rispose al telefono, contattarono, però indirettamente l'ho saputo, ripeto, contattarono Morelli per sapere che cosa fare di questa minore e Morelli disse allora affidiamo in comunità. Perfetto, adesso arrivo al punto dell'affidamento in comunità, volevo solo sapere per precisione questo indirettamente da che cosa E deriva. dal circuito lavorativo, nel senso Quindi mi hanno riportato il contenuto della funzionari. notazione, sì. Lei sa se in riferimento a questo secondo fermo, tra virgolette, che avviene il 5 giugno 2010, è un dato documentario? Sì, quello di giugno. Ci fu Quello di giugno. una chiamata o un interessamento da parte della Presidenza del Consiglio? No, questo non lo so. Ecco. Non lo so perché non l'ho gestito io. Ha già escluso prima il dottor Sì. per la verità. Comunque non le risulta questo? No, non mi risulta. questo- L'interessamento non mi risulta, né non mi risulta, nel senso non lo so proprio, non mi è Benissimo. stato detto. Non ho altre domande. Solo alcune precisazioni, dottoressa. Lei ha detto che la relazione da lei redatta alle 5:30 del mattino del 28 maggio le fu chiesta dal dottor Ostuni. Sì, Che cosa le disse esattamente il dottor Ostuni? mi disse nell'ultima telefonata che ci siamo fatti la notte, quindi intorno alle 4, 4:30, mi disse di preparare 2 righe che voleva, con i dati delle persone coinvolte, che le voleva mostrare al questore il giorno successivo. Ha detto prima su domanda del pubblico ministero che all'epoca non ritenne di chiedere spiegazioni. È acceso il microfono? Può alzare per piacere? Ha detto prima su domande del pubblico ministero che all'epoca non ritenne di chiedere spiegazioni su chi e il perché la Presidenza del Consiglio si fosse interessata in particolare a questa ragazza e ha aggiunto che invece oggi
lo riterrebbe opportuno. Può spiegare per piacere il motivo? E più che lo riterrei opportuno, avrei maggiore confidenza nel chiederlo, perché comunque era sempre un capo di gabinetto che mi riportava un fatto riguardante la presidenza del Consiglio dei Ministri. Ovviamente per una persona arrivata da pochi giorni, già che ti chiama il capo di gabinetto è un pochino, insomma, tu non sai se è un'eccezione o meno, perché comunque dopo pochi giorni non lo puoi sapere. Per di più se è coinvolta la presidenza del Consiglio. Quindi all'epoca sinceramente non mi venne proprio in mente di fare una domanda in tal senso, perché mi sarebbe sembrato inopportuno. Ad oggi, vista la confidenza che ho con il mio dirigente piuttosto che con il dottor Ostuni, ma proprio maggiore dimestichezza nel muovermi in questo ambiente, probabilmente per curiosità la chiederei, avrei molta più facilità nel chiederlo. Lo dice per una conoscenza personale con il dottor Ostuni, non per per questione istituzionale? Sì, per una conoscenza più personale, perché a livello istituzionale, ripeto, che mi chiamasse, cioè che avesse chiamato il Presidente piuttosto che un Ministro, a me nell'immediatezza del fatto non cambiava, perché comunque mi veniva segnalata un'anomalia, una situazione particolare, che era quella della presenza della nipote di Mubarak, quindi che provenisse da una persona piuttosto che da un'altra non era la mia preoccupazione principale in quel momento, quindi non l'ho chiesto per quello. Un'altra precisazione, sempre su domanda del pubblico ministero, ha detto che rientra nella sua competenza valutare l'opportunità eventuale di trattenere un minore nella Camera dei Fermati. Fuori. Intende la Camera di sicurezza? No, infatti la preciso questa cosa. Le camere di sicurezza è dove vengono trattenuti gli arrestati maggiorenni. Le camere dei fermati sono le camere che vengono utilizzate temporaneamente in attesa del fotosegnalamento, in attesa del rilascio della persona, che può essere indagata oppure accompagnata semplicemente per identificazione. I minori però non possono essere trattenuti all'interno delle camere dei fermati, cioè all'interno proprio della cella, perché sono comunque delle celle, ma devono essere trattenute sotto responsabilità degli operanti, quindi del personale presente nella stanza, al di fuori. Ciò significa che vengono sostanzialmente messe in una stanza con i poliziotti e da loro vigilate a vista. Quindi e questa è una situazione. Quando prima parlava delle camere dei fermati. No, trattenute in una stanza della questura di fronte o del commissariato? No, dove sono le camere dei fermati ci sono le 4 celle, di fronte c'è la stanza del posto di polizia sostanzialmente, cioè degli operanti. All'interno di quella stanza, che è nell'ambito della Camera dei fermati, vengono trattenuti i minori. Sostanzialmente non possono, per dire in parole povere, non possono essere chiusi nella cella, perché non è previsto, ma devono essere sotto la responsabilità degli operanti trattenuti nella Camera dei fermati, ma all'esterno. Un'ulteriore precisazione, lei proprio quando ha parlato la prima volta con il dottor Ostuni, le disse di accelerare le procedure o di attivare i canali istituzionali nel momento in cui la nipote di del presidente egiziano Mubarak risultava essere stata portata in questura a Milano? Cosa le disse esattamente? Allora, mi disse di verificare se ci fosse innanzitutto, e poi di procedere ad accelerare le fasi eventualmente dell'identificazione. Il discorso del canale diplomatico glielo dissi io ad Ostuni, cioè gli dissi anche perché se è la nipote di Mubarak qua dobbiamo chiamare anche sicuramente il consolato, e quindi la affrontammo come cosa, però gliela portai io all'attenzione. E lui cosa disse? E disse di verificare chi fosse questa ragazzina e di fargli sapere. E per quanto riguarda il canale diplomatico? Non ha detto nulla. Non mi ha detto nulla, nel senso è stata una valutazione che ho fatto io, però nel momento poi in cui nella telefonata successiva gli ho detto che non era vero, non l'abbiamo affrontato più. Quindi lei, le spiegazioni che avevo ottenuto dalla ragazza le erano sembrate sufficienti? Sì, devo dire di sì. Assolutamente, perché la ragazza tra l'altro aveva talmente voglia di andare via che probabilmente le sarebbe convenuto più dire che era la nipote di Mubarak che non dirlo, e poi ha aggiunto il fatto appunto l'ha detto sì, lo dico ogni tanto per scherzare così, però comunque io nel dubbio ho proceduto ad effettuare la fase del fotosegnalamento, e poi comunque da lì è venuto fuori che l'identità dei genitori e dove vivevano, quindi la situazione poi si è chiarita anche successivamente. Il dottor Ostuni le disse espressamente di indirizzare la relazione anche al dottor Morelli?
No, quello lo feci io. Mi sembrò opportuno, perché nel momento in cui faccio una relazione per un ufficio interno alla questura, ma comunque esterno, tra virgolette, c'è un capo di gabinetto, come prima persona che lo deve sapere ovviamente il mio dirigente. Tutto quello che io rapporto, che sia per iscritto o che sia a livello orale, ovviamente il mio immediato interlocutore è prima di tutto il dirigente. Quindi lo feci io, ma è quello che insomma sostanzialmente viene fatto sempre. Le rimostranze del suo dirigente per non essere stato immediatamente da lei informato, quando le furono fatte? Furono fatte telefonicamente, alla prima telefonata che mi fece. E poi quando andai da lui la mattina successiva, lui voleva sapere se tutto, appunto, mi fece la battuta, mi disse certo che insomma mi dovevi chiamare tu per una situazione così, insomma, nel senso tu devi capire che qua, appunto perché erano i primi giorni, tutto quello che tu fai deve comunque da me, io lo devo sapere, anche perché non posso saperlo da altre persone, non è opportuno, oltre che insomma a livello disciplinare non potrebbe proprio essere fatto ovviamente nella nostra amministrazione. E quindi me lo ribadì poi anche la mattina successiva, però la prima volta me lo disse al telefono, ma come battuta, ecco, più che altro come battuta, non come richiamo vero e proprio. Può andare a licenziare la testimone, avete domande? Grazie. Grazie.